Cionzino. Gianzino! Ah, così live. Sì. Questa è la mia. Non basta. Non basta. Non basta. Non fare vedere la mia. E poi quando giochiamo assieme poi faccio vedere un po'. Oh, c'è il mio amico qua dello sparring. Vediamo se lo accolla. Te lo accolli? Ci scrivi qua, ci scrivo, ora lo faccio prima. E se c'è un basta. C'è un basta, non basta. Niente Warzone oggi, no, magari più tardi, non lo so. Serata diversa stasera. Magari MotoGP ho provato. Ma sai che bello, MotoGP 2020. E porca puttana. Ok. Questo è tempo tu, un basta. Non vai di mezzo in mezzo, cioè. È scemo. Vabbè, no, sono morti due, troppo morti tre. Mamma mia. Ma sempre pubblicità. Questo gioco. Ma se mi risponde. Non lo voglio sto gioco. Non Ah, facciamolo. andando ma facciamo un goncio. E poi se poi mi risponde. No, poi. Baby, wanna. La lampada si deve mettere dove c'è la lampada. Dovrebbe mettere. Massimi. Oh, questa è una Bracci coschi. Allora, cosa vedi? Minchia, ma compare, aspetta un po', forse deve fare un bottone. Che dice? Ok, sembra che deve fare un bottone. I'm sorry. Giovanni Terry. Devo allenarlo. Ma che gioco è? E due. Cabibo. Io sempre come comparatore. Tony Ferguson. Uè. Ma che cos'è? Non lo so, è uno questo. È uno schifo. Con Giorgio Masvidal. Giorgio Masvidal. Uè. O, E, O, E, I, A, E, U, A, I, A, I, A, U. All right, coming up next, it's a lightweight bout between Tony Ferguson and Jorge Gamebred Masvidal. Masvidal. Cos'è sta schifezza? Ah, Accetta, sembra le solite cavolate. Ok, vai, vai, vai. All
right, so here we go with round one. Seems to be a situation in which he wants to do everything in his power to keep this fight on the feet. Yeah. He's going to have a lot of advantages at distance. We'll see if he can get it done tonight. Yes, he has all the advantages because we don't see many specialists anymore in the UFC. Guys can generally do everything, but this guy is a jiu-jitsu player. He wants to get the fight to the moon. He needs to start looking to finish now because he's got his opponent hurt very bad. Back to the feet. Big punch lands over the top. How's he going to follow this one? Masvidal gets absolutely punished by that head kick. Punch coming, it's blocked. Oh, he's got him real good, too. Well, he's always working off of that jab. Nice jab there by Ferguson. Ferguson not having it, stays upright. Oh, good knees here, DC. If you're on the wrong end of those knees, what are you doing to adjust? I mean, you got to be getting out of those positions where he's kneeing you. You got to be keeping those hands a little bit low to protect the body. You got to just really, truly be working the entire time you guys are in close. Well, he has certainly found the range and staying pretty busy here on the feet. He's being busy, but it's also the timing and the accuracy that's allowing him to land so many attacks. Good stick. Oh, he might be in trouble here after that big diving punch. What a fantastic strike to throw at the exact right moment. He deserves this moment. Go finish his fight. All right, so he's sort of turtled up here. Not great body language. Perhaps he's trying to bait him in a little bit. Back to the feet. Now goes in and secures the takedown. Just over 3 minutes to go in our first round. Oh, so an interesting decision there as he decides to stand up and relinquish the dominant position. 27 total strikes have now landed for Tony Ferguson. Liver kick. If you take those kicks, it's going to shut your body off. Back and forth we go. Nice liver shot release. Oh! Trying to go to the body here. Unable to find the target. Big powerful punch land. Now he gets back to range. Beautiful body kick land right under the elbow. Shows him the left and then follows it up to the right. Nice 1-2 punch there by Tony Ferguson. Ooh, head kick lands. He's hurt. Yeah, he's mixing it all up. Very tricky when he throws that body kick. 2 minutes remain in the round. Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, John. He's got to press him. He's got to go chase that finish down now. Back to the feet. Oh, ma. Ciao Enzo. He's out. Ciao Enzo. Oh, guarda quel cosicco. I'm not sure if that's the Vabbè, way he vai. showed up, but a huge result for him. Avevo here compagno tonight. mio che allenamento, però quel How cosicco about deve it? essere That's quel about così. as good a one-strike finish as we've Bello. seen here in the UFC in recent memory. I'm not even sure the opponent saw non it. suono So a perché è big, poca big cagna. win for him here tonight. Bruce Buffer now with the official decision. Ladies and gentlemen, referee Dan Murgiata has called a stop to this contest. Lo suono perché è un'altra. Ne alleniamo quasi tutti i seri con questo cane. Ah, sistemare sta è troppo lungo. Oh, bitch. Bitch. Il sistemare sta è troppo lungo. Mettere la matata 4 secondi c'è mettere una salva 5 messo e gli abbassare volume magari. It's a lightweight bout between Tony Ferguson and Edson Che Masvidal, no Barbosa si pigliò. Barbosa.
Geffredo. Aspetta, Mbaga. Aspetta. All right, here we go. Round one. How good is this? I'm going to try not to cuss. Edson Barboza, Tony Ferguson, and I got to think if you're Edson, there was a lot of good in that first meeting that you can build upon here for the rematch. Yes, but he has to pace himself. The first fight, he thought he was getting Tony Ferguson out there. Oh, but if whoa. Tony Ferguson has anything, it's Oh, Back to the feet. cominciamo questa parata. Cominciamo. He's giving him so many different things right now. Non mi trasio comandante, il comandante c'era. Potential fight enders here in the early going. Guarda, ecco qua, non va. He's hurt bad. Back to the feet. Ancora, These damaging knees here to the ancora, basta. Big powerful punch lands. Now we get back to Se range. cosa niente proprio, mamma mia. È sempre però tu te la fai ingognare, proprio fai apposta, mi pare. Ah, mi sono. Sì, siamo. Back to the feet. O forse mi sto cercando di fare questo, tipo, questo passa sopra, capito? Che è bello magari. Non è bello. No. All the strikes that these two men are throwing at each Yeah. other. What a fun fight. Yeah, hate to be the Già, punch counter. non riesce poi. Bello mix. Mi sta insegnando tu un mix che colpa vasci, così giusto. So the numbers continuing to pile up here. 33 Oh, players. cacca persino. Right to throw at Ah, the che persino. exact right moment. He deserves this moment. Go finish this fight. Ah, Oh, straight right. Wow. bello. Avvicina. Avvicina. He Avvicina. needs to start looking to finish him because he's got him hurt very bad. Morire clean KO. He got him. What a fight. Yeah, there's another one for the highlight reel. And that's probably as good a knockout as he's had in the UFC. Just a perfect shot to end the fight. Crowd absolutely loving it. Flush land to close out his opponent. I'm not even sure the other fighters saw it coming. So a big knockout for him here tonight on the biggest of stages. So there he is as the Bruce Buffer has the official decision. Ladies and gentlemen, referee Ian Levine has called a stop to this contest at 2 minutes of the very first round. Declaring the winner by knockout, Tony Ferguson. Well, there will be no shutting that smile off tonight. The celebration is on as he gets a huge win by knockout tonight. I gotta think there are a few better feelings in the world than walking into an octagon and candidly knocking another man out. Yeah, you shut a person's lights off, man. There's nothing like it. Now, I understand a lot of times we hope for the knockout. Si sta fanno but una he was tazzetta never- e torna. He was sure that he would get it done, and he did exactly that. Congrats. 5 minutes.
Okay. Okay. Well, thank you. Thank you, Bye-bye. bye. Mattia Santacono, grazie grazie mille, 318, quando non mancano questi, 82 follower al raggiungimento dei 400 per il mese di gennaio, il mese è andato benissimo, devo dire, mo può solo mandare. 82 in 15 giorni, papà. Sì, lo so, sono tanti, però vediamo. Come lo sai? Ci sono tutte le statistiche sulla pagina per vedere queste cose. Torniamo a figliuzzo, qua ci sta scrivendo tutti i US, i consigli. Non che io sia cosa per quale forza la natura, no? Però guardando sempre gli stream, i campionati, tanto stasera c'è Rage se non sbaglio, andiamo a vedere. Cage Rage Twitch Cage Rage TV forse, Twitch. Ah, vaffa. Perché da? Rage. Beh, va. Allora, vediamo questi. Oi? Kill, no, oi? È inglese. Però ormai si usa più o meno in italiano. Sì, c'è il Cage Rage stasera. Oi. Ormai si usa anche in italiano. Sì, vabbè, ma non è italiano. Ma perché si scrive imposter solo? Ah? Imposter solo? E beh, solo lo utilizzano in inglese. Per solitario. Che facciamo compare? Si è perso però. Riccardo, ehi, ascoltami. Sono le 11 di sera, basta gridare per favore. Ho capito, non ci giocare. Vai. Living my life, you little middleweight, pesi medi, yo. Adesanya. Vorresti gridare come un pazzo, vero? Ah, papà, già è tardi, scoppia la testa, scoppia. Come a lui. Ci siamo? Anderson Silva.
Se picchiò. You now high. Now high. All right, coming up next, it's a middleweight matchup between the last style bender, Israel Adesanya, Israel and Anderson Adesanya. Silva. Vai lasagna. Guarda, sei un Israel a lasagna. Avanti, puoi gridare un po', vabbè, però solo un po'. Solo un po'. All right, here we go in the UFC's middleweight division. Two names you recognize, Anderson Silva versus Israel Adesanya. You wonder how this matchup might have gone down if both men were in their fighting primes. Silva still believes he can get his hand raised tonight. Anderson Silva is not going to be short on confidence because he understands the fighting style of Israel Adesanya, because Adesanya has openly said that he has based it on Anderson. If he wants to look into a mirror, he will see the last style bender. If anybody knows how to fight it, it's Anderson Silva. Oh, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by the... One, two Mi there sta by pressando Silva. buono, no? Buono mi sta pressando. Adesanya gets hit with a kick. Oh, solo piglia buono. So Paulo timeout. DC didn't take him long to find his range here tonight, huh? His timing is on point. Big. Oh, he's hurt bad. He's hurt bad, John. He's got to press him. He's got to go chase that finish down now. Bellissimo! Wow! Bellissimo, 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 Efficiency with these pitch strikes here to bring the opponent. bellissimo. Intelligently defend, or the referee's going to stop. But you can see him now starting to gain posture, and the intensity at which he's throwing these ground strikes is starting to improve. It's starting to elevate because he knows that he can get the finish. 32 total strikes have landed for Anderson the Spider Silva. So he's really starting to put together some significant body shots here. These are going to take their toll as this fight goes on. Both fighters hanging down in the pocket and both landing. Ai, What a fantastic strike to throw at the exact right moment. He deserves this moment. Go finish his fight. Big Ah, knee to the figlio body, buono. soften him up. Nice. Huge elbows! Oh! Look at him drive his shin into the opponent's body with that body kick. Oh, that's a good right hand. Trying to land the elbow there to no avail. Oh! ah, Oh, straight right. affondava la panza. Oh! Bellissimo, bellissimo sto genere. Bellissimo sto genere, questo è giusto. Go get him. No, 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 avevo da combattere, mi avevo da ammazzare. Mi avevo da ammazzare, ho sbagliato. Oh, massive head kick there. We'll see if he can finish. Ah, no, no. Good movement by him here, transitioning very well on the ground tonight. Step for step, he's staying with his opponent in every transition. Oh, wow, that happened quickly as the fighter reverses position there on the ground. Unbelievable position change. Wow, what a transition. Working off of his back here. Looks like he may try to hip escape. All right, good movement by him here on the ground. He really is a master of these transitions. He is a master of movement on the ground. You never know where he's going to be. Just try to get to a half guard at least. At minimum, try to go to half guard. Silva gets back up, back into his comfort zone. And that's going to do it. Again, the winner here was so Ammazzao. aggressive with his onslaught Una parata. that ultimately appeared as though the outcome was an eventuality. So if you're the referee, you got to protect the fighter, and I think he did a good job of doing just that. Oh, lui ha ammazzato me, papà. Take a look back at the replay, and
Ma l'ha pagata andare avanti. A body kick like that. That was a massive body No, kick nei right coglioni. under the elbow. Cioè, nelle Once it palle landed, mi ha preso. The fight was about to be finished. So a seminal moment for him here tonight as he Yo, gets yo. the win by TKO. That is one they'll be talking about for quite some time. Lo so, ma non ha detto niente all'arbitro. Stop to this contest at 3 minutes, 45 seconds of the very first round. Declaring the winner by TKO, Anderson. In mezzo alle gambe mi ha preso. Guarda, vuoi vedere? Aspetta. Vai. Guarda, boom! In mezzo alle gambe. Lo so, non ha detto niente. Помогу ну-ка. All right, coming up next, it's a middleweight matchup between Israel Lasagna. Adesanya and George Rush St. Pierre. Round one is upon us between two of the best fighters in this division. Hard to find anything resembling a glaring weakness on either side when you break down the film. There are no weaknesses in these guys. These guys are as well-rounded as they come. They both can wrestle, both can grapple, both can strike. They can do it all. And these are the matchups that we dream of as MMA fans. Big, powerful punch land. Now he gets back to range. Oh, really using his reach advantage there as he lands the punch, DC. Beautiful technique on the straight right hand. Lands a big right hand early. Get right here. Oh, ma Things come? to come as he lands a kick there. Nice kick landed by the judge. Combination lands for him. It was hard to see a miss in that sequence. He's put it all together. I mean, everything is just flowing. It's like in a zone. It's like the basketball who becomes twice the size. This guy today is looking at focusment in his opponent. Really timing his shots nicely. Good tempo, very accurate, finding the range with relative ease. Yeah, he's doing a great job of really overwhelming his opponent with activity. All right, so we have got a full-on brawl Zagasauda. to start this fight. Any concern that these guys might burn themselves out? Oh, they're going to exhaust themselves. Fuck, man. All right, so 1 minute into the fight, we've got a full-on... Ciao, ciao Paolo. Warzone, magari più tardi. Magari più tardi. Già sogno in febbre MMA, bar. Domani comincia l'UFC e torna. Io tutti i fine settimana ma dico. No, gioco, che da vera, che a parte il gioco, magari tornerò a gioco se per chi so. Casogno con il mio compagno di sparring, con il mio compagno di allenamento. Con il ragazzo con cui mi alleno.
secca Rico. Così pazzi. Vai. All right, straight ahead, a Bugi. middleweight matchup between Robert Whittaker and Israel Adesanya. Lasagna. Ma io per questo li odio quei giochi. All right, so here we go with the start of round one. I can tell how excited you are for this matchup. Seems to be a aggressivo. slight advantage on one side. Aggressivo. No, sto combattendo, che cazzo. For both of these guys' careers, who is going to be able to implement their game plan the best in this matchup between these two big-time athletes? And he connects there, DC. Great job landing that time. Beautiful jab by him there, really taking advantage of what is an obvious edge and reach. Man, how about the steam behind that Whittaker jab tonight? Robert Whittaker is a great striker. I mean, he has it all when it comes to the stand-up in the boxing. Va. Full display right He's now. hurt. He's hurt bad, John. He's got to press him. He's got to chase that finish down now. Bello. Perhaps a sign of things Bello. to come as he lands a kick there. Nice kick landed by this gentleman. Dai. Andiamo a giocare. Dopo andiamo a giocare, vabbè. So 1 minute into this fight, and as many people expected, the action absolutely crazy, back and forth. This is a full-on brawl. Nice. It's hard to watch a fight like this and call a fight like this because you never know when somebody's going to take that one shot that finishes the fight. Dai. Già. All right, so he lands another jab now, just snapping that thing off. DC. I believe Bello. that the jab was lost in mixed martial arts initially, but now it has been found, and it's been found by this young man in this octagon tonight. Well, 25 total strikes have now landed for Robert Whittaker. Trying to establish that jab once again. Wow, ma io di 1, 2, 3. Mamma mia, 1, 2, 3, che pazzesco. Oh, he might be out. Oh, straight right. Dai, 7 video. Under 3 minutes to go in round one. Oh! Look at him drive his shin into his opponent's body with that body kick. Oh my goodness, what a kick! 7 video. Ai. Stamina, mi sto facendo sfreddare qui stamina. Over and over he landed. Poi. Strike lands there, DC. He landed that massive shot. Now he needs to try to find the next shot, the follow-up shot that will finish the fight. Oh, 7 video. Imagine if your gas tank is this low, you gotta find times to try to preserve that energy and get yourself back to a place where you can actually dole out some damage. Yeah, you gotta get out to space, find places to rest and recover. Get against the octagon, go to the clinch, find ways to just recover so that when you have that next explosion, it actually has some meaning to it. Whittaker gets hit with a kick. Ai. La resistenza in terra via io. He knows where he is. No, he is on Beach Street right now. He's seeing Ci faccio magari col saucio però. his head. When you take a look like that, you are on wobbly legs. Big body kick. And both fighters exchange in the pocket. 90 seconds to go in our opening round. Well, there are few things more fun to watch in mixed martial arts than these type of transitions and scrambles on the ground. High-level grappling is really complicated. What a fantastic strike to throw at the exact right moment. He deserves this moment. Go finish his fight. And once again, looking for that highlight reel KO with that front kick.
Ah, come non piglia, ma mi fai capire come non piglia, vai, dai, un mazzo. Perfect placement, perfect position. Ai ai. What a huge blow in a big moment in this Stai rischiando assai, Really using stai rischiando assai. Ah, che caldo, gioia, ma quando io gioco bene. power and the placement. It was placed perfectly, and now he's got it cornered. Oh, Bucai. Devo finire per forza. Now he's on top of him looking for a finish. Perciò che riesce a finire perché mi stavo. 20 seconds now remain in the round. Man, isn't it fun to watch this dude work on the mat? He's unbelievable how fluid he is in his motions on the mat. Ecco, sparti da mia, sparti da mia. Ho visto in contrattempo, e mi ingegna mia. Bello, 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 round the show. Che c'è, che cazzo? Round 2 underway. Oh, nice job to block the kick. There's no tell on that leg kick. Oh, that's a good strike there by Robert Whittaker. Dai, la stamina proprio in carenza che stamina in confronto di molto in carenza che stamina in confronto di dai, 7 video. Misses with that punch. Ma questo è stato bello, ma a concedere, vai. Questo va a concedere, è stato bello. To stay standing. Ciao Gianca, come vai? Off his back here. Looks like he may try to hip Questo è escape. stato bello. Wow, that happened. Vabbè, torna Magic, dai, sei in vantaggio comunque, sei in vantaggio, dai che Position conosci. change. Wow, E what dai, a poi posso transition. vincere sempre io, e così giusto. Ooh, big shot land. Che non dobbiamo a fare, sai. Oh, and there's a kick to the body, not having that one. No, blocked perché by faccio ste Robert cavolate? Che già Whittaker. sono Now he stuns a him colpi beautifully stavano with the sono. left hand. The left hand is so Oh, ma se ti accurate, piglio il gioco, so gioia, educated, se ti he's piglio so il gioco, able to fight se from ti both piglio il fighters. gioco. Oh, he heard a belly jab. Well, the octagon fatto not a great vedere, place fatto to be when vedere, you're dove looking vuoi, for fatto a vedere. rest or a stool. His stamina Fatti has been a vedere, huge fatti issue. vedere. It's abandoned him, but he did it. He tried. Cagato tu, ci impari. E dire che già stiamo in Now terra. it's about survival mode. 67 Ma dire total in strikes terra, have non now pare, tu landed stai for dicendo, Robert in terra ma dire. Well, not this fighter's most accurate effort to date. Dai, Delivered ragazzi, shot. parate in merda, come fa? Oh, massive head kick there. We'll see if he can finish. Ora ti porto in terra però, può piacere, impari. Può piacere, ma dire in terra, tu da difendere. Yeah, the weight difference. I don't know if you know jiu-jitsu much. Vai, vai, vai. It's a lot of your classes. If I'm gonna do this to anybody, it's Anik. Well, he's in a compromising spot here, DC. You got to figure out a way to get back to your feet. A lot of top pressure being applied here. Terra stai. By close guard now. You got to be careful, though. He's got a lot of submissions off his back. Just missed with the left there. Già stiamo troppo in terra. Come Gianca a posto. Well, he's really starting to land a high number of strikes here in the second round. No denying that he has taken the message from his già corner stiamo and troppo in picked up terra, the pace troppo here in in terra. round 2. Big and kick. Troppo in terra. Look at how he E tu magari stai rischiando però. E tu magari stai rischiando. Sti ragazzi vogliono andare avanti. Ma vi stavo. Big knee to the body. Ah, mi ammazzavo. Mi ammazzavo. Go get him. Sono troppo in terra, io cazzo, ma solo in terra lo posso portare. 2 minutes to go. Nice. Bellissimo. Wow, soccai. Vai, vai, così, custodia. He's got to press him. No, troppo vascia stamana mia. Troppo vascia stamana mia. Gets up again here, but hurting. And you hear the crowd react every time they come together because they understand Io misurare ogni corpo. that these guys are striking Ogni with. colpo devo misurare io. Oh, nice land with the knee. You see the taller fighter Troppo having vascia no stamina. issue getting the limb to the Troppo target. stanco il giocatore.
Ai ai. Eternal in that kick. Aido manco scherza però. I mean, he's cutting down the size with these beautiful leg kicks. Ai ai. Io sono stanchissimo io Adesanya gets Well, caught with that punch. I- His chin is held up thus far. Gotta shore up non the ti puoi defense here, permettere di fare una mossa in più. All right, so he's landed Dico some un good altro. shots. You hate to be overly critical. Ai ai. Nothing really in terms of combinations, Tim. Well, the jab has been looking great. How about jab, jab, right hand? Right. Because eventually you're going to have to put something on your Troppo opponent. stanca. Oh, vai cosa camo. Vai sto se camo. Because he's got his opponent hurt very bad. Ah, peccato, piglia in terra. Piglia in terra con l'ultimo corpo. Vero peccato. Now into his mouth. All right, so he postures up here troppo and stanchi, now vedo. figures to rain down some ground strikes. Yeah, the ground and pound will be Troppo a stanco plenty si vedo. from this position. All right, he's very comfortable sotto fighting off missione his comunque. back, DC. Now looks Ciao, like he's faccio. trying to hip escape. He's going to start trying to move to a submission here. It looks like he's trying to attack the arm triangle. Sarebbe se ne va in confusione. Watch triangle, watch triangle. Sarebbe se messo in confusione, come facessi, che c'ho. Confusione se mia, confusione se mia. Into the finishing position. Confusione se mia, confusione se mia. Parallel, right next to his Confusione se mia. There's the horn at the end of the round, so the fighter was Sì, Giancarlo Media stiamo proprio in terra, ha giocato buono. Questo è un compagno mio che allenamento, è inglese. E ti dico che abbiamo quasi tutti to sì. recover here. We're gonna fight on. Stiamo provando diversi giocatori ora. All right, so Oh big gioia. round for him here, Che DC. cos'è? We'll go back and look at some of the highlights. Big knockdown for him. We'll see if he can follow it up. You can Allora see that he aspetta was papà, full. c'ho l'incontro, Everything aspetta, was dopo me la working in racconti, accordance to che what he poco wanted pigliai. it to be. And at the moment that it showed itself, Vai, vai. the moment that the opportunity arrived, he jumped on it, got that big knockdown, and now he finds himself ahead in this fight. Poi mi hai pigliato uno che è un po' più boxer, che kickboxer di solito io che kickboxer, ma comunque questi sono allenamenti, ingugniamo, ma sono allenamenti. Underway. Quindi per mandargli stamina io che al solito. Head kick attempt, but the fighter got the right hand up. E punta è portare gli giocatori intelligenti perché bello KO, se non mi ci abbia ido prima è difficile. It was a perfectly placed shot, and you see his opponent Non sarà react facile bello KO. violently from that punch. Well, he's the taller fighter and able to land a knee to the Ai, body with ammazzato. relative ease there. Trying the flying knee there. Due quando io faccio questa mossa a Maganda hai pigliare. Flips the shot. Quando io faccio questa mossa a Maganda, io giù. Well, not Yeah, only you has he work for stayed compromesso, aggressive as he was in comprende the il- previous round, landing a high volume of strikes, but he's also been Vai. efficient, not Mamma mia, just with his sono strikes, but ouch. also with his body movement. Complete performance out of this fighter here tonight. Ah, Well, it's not ogni through mossa lack che of effort, facciamo, he magari continues to no, però throw, but this is like bisogna solo double io. A striking. This is not Non mi calcolare Yeah, buono you perché can't qua be missing. It takes so much energy to just Posso throw a portare in strike. terra. The beautiful level change. è l'unica cosa che posso provare a fare in questo momento. All right, he's trying to control posture here. Now In trying to hit the sottomissione, mica ma che Just girò. trying to move out of this Ah, che position girò. at the bottom. Non muori, non morire in terra, io si sta allenando in terra ancora. Io non è che sogno tanto mia in terra, ma un po' ci sarebbe se. Hanno vero, il personaggio mi moriva un bar, aspetta mi fa segnare. Just for Hai detto. No, guarda no. Io sogno muore, casta, ma che cosa. Oh mamma mia! Forte! back to the feet Sogno now. troppo morto, non sa la fine manca morire si vede. Secondo te, a quello che io ho a finire, sì. Quindi sono troppo male. What a fantastic strike to throw at the Dai, buon exact appetito. right moment. He deserves this moment. Go finish his fight. Ma che manca a tre pugni ci sa Well, he filo mio continues to do meschino. a nice job here defensively, Non sa filo, protecting ci his manca a head, tre raising pugni the mio guard. meschino. Well, no surprise. Ma che devi purtroppo faccio in terra, vedi personaggio morto. Io so che a te non ti piace, ma dire in terra. Che mi sciocco che giocare meglio, Well, nice che job è to troppo reverse stanco. position on the ground. It was bad, but now it's not so bad. What a troppo stanco fantastic personaggio. sweep. So the unofficial numbers, they are good. 95 total strikes have now landed Right. for Robert Whittaker. And striking at a 28% Oh my clip God, thus I'm far outside. against Israel Adesanya. Oh, and he lands another punch there, and you can tell Ai ai. just digs into the body. Every part of himself, and now he's got his opponent hurt. Oh ma. Ai ai. He's hurt bad. Troppo comparato male. Oh, he might be out.
È tutto comodato, mi scrive. Tutto comodato. Mi scrive, dai, come sono tutti e due. Morto, so. 2 minutes to go. Ai, per fare la scovarda. C'è la scovarda. Troppo morti che ora. Non abbiamo anche preso. Lui proprio è in condizioni pessime, proprio. Ai. Oh, c'è ancora speranza. C'è ancora speranza, cavolo. Cavolo, che ne esce a fuoco Ramiro, ma che detto che ne esce, guarda. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Ai ai. Sì. Buona, bello incontro, però abbiamo portato al terzo round. Bello. Just an absolutely gorgeous shot to spell the end Bello. for his opponent. Crowd is absolutely loving it. He gets the Contro near Desagna, perfect White Taker, land non on mi his dire opponent's sicuramente, shot ma coming. vabbè. Just the way he drew it up here tonight, saw that little crack of an opening and barged right through it to get the knockout. Well, take a look back at the replay. It ends up a knockout, but now we go inside the octagon. Bruce Buffer with the Bruce official Buffer. decision. Bello incontro è stato. No, vuoi capire le statistiche prima? No, ha giocato decisamente meglio. Sì. Vediamo l'arbitro. No, pareggio eravamo. 19-19, a cui si giudicava sto round la vincia. Se diamo a decisione dell'arbitro. Se arrivavamo a fine terzo round. E vabbè, a me sbagliare, cazzo fece? Ah, che scire. Cioè no, abbiamo fatto che tornò Caruso, sbagliare. Abbiamo finito attorno. So come sta scorrendo. Niente. A che scivo. Che cazzo non vedete? Pieghe, gli hanno ammazzato me. Ah, ma sa che si sciosi. Giustamente sta. I need to change my coil on my vape a sec I'll be in 2 minutes. Ah, ok. Pausa. Faccio un match veloce, no? Frattempo, dai. Almeno wild. È scritto giusto. Ah, vabbè. Si annivia. Voglio ammazzare me. Torno a sta classe, ragazzi, e vabbè. Ah, lasagna. Ah, ma guerra, uno contro quelli giocati, 1-0. Stavamo là appena mi visto, per passare. Ok, bello, DJ Killa Show. Saluta il marmo, mi hanno scritto. Mi hanno scritto saluta il marmo. Dai. Ma chi è che l'ha scritto? Between Demetrius Johnson and TJ Oh, ma Dillashaw. leggi qua. Questo. Che c'è scritto? Giacomo. Giancarlo.
Well, these guys have been on each other's radars for quite some time. Tonight, it shall Oh, be ma done. scusa, ecco, non c'è la videocamera. A volo. Kickboxing Se mi round. scippo nel You frattempo. just don't know, right? You don't Ehi. know who's going to Ehi. deploy their strategy Paesaggio. the way that they need to. This is Paesaggio. on paper, and also in every performance we have seen them put on. These guys seem to be the mirror image of each other. Really timing his shots nicely. Good tempo, Well, very accurate, finding the range piaciuto? with relative ease. È piaciuto Yeah, che he's sta? doing a great job of really Ah. overwhelming his opponent with È activity. piaciuto? Ciao, finisce questa ginocchiata al Dio, è tutto un pochino. Dio Cristo. And he landed the right hand there. Oh, and there he goes, working off that jab again. How's your jab? I mean, the jab's nice. I love Tu throwing the faccio jab, questo but you scemo, tu realize faccio. that as MMA Spammo evolves, veramente guys sto will scemo. start to fight behind a very Dai. educated jab. It's just like boxing. The most aggressivo. thrown punch, and the first one you learn is a jab. Cazzo, Patrice. And in MMA, guys are starting to take that same approach Oh, because it aggressivo. is such an effective weapon. All right, so a nice job there defensively to raise the guard and prevent any damage. Dai. Those hands never leave where they're supposed to be, and if you do that, most times you will. Ah, sbagliai, sbagliai. Sbagliai, dopo. His opponent's chin Sbagliai, sono uno His scemo. opponent's chin held Ai ai. up, but you do not want to be on the Sbagliai, receiving dopo, era end grande of sbagliai. those types of strikes. on the ground and pound. Schultz continue to win. Hip tosses him. Magari in terra, ma bene. Advanced position. I mean, right in the Questo side sta giocare in terra. Elbow there. Good movement by him here, transitioning very well on the ground tonight. Step for step, he's staying Ah, with vai, his che non opponent scendiamo. in every transition. Punches blocked. Effective Yeah. punch there by Johnson. Huge fist being rained down by TJ Dillashaw. All right, so there he goes, continuing to land that jab. Stiamo When they guadagnando. put this Oh, highlight questo è troppo together, it's just aggressivo, gonna be però. Oh. head snapping back. Oh, la fa un amico un po' di spazio. Vai. And watching this guy and going, wow, this is what a jab is supposed to Ehi. look like. Right hand punch to the clinch. I mean, this Ah, guy sfuna la is testa. really focused on those punches to the head. Oh, vai, vai, vai. Vai che non lo facciamo, che in terra. Vadi in casa, vadi. Vadi in casa. Again, the winner here was so Forse con questa agonistica. DJ Tila Show. The outcome was an eventuality, so if you're the referee, you got to protect the fighter, and I thought he did a good job of doing just that. Aveva salutato Giancarlo. Oh, ok. Sbam. Sta arromutado come un sacco di patate. Bam. Recommendation. E poi come ha scritto ma compare. Che ho fatto? I'm ready, ok, dan fido. Here is Bruce Buffer with the L'avevi visto male, sì è vero, però lui è stato troppo aggressivo e quando sei troppo... Sbagliai il tuo corpo che scippava la parata andava faccia. Però lui è stato molto aggressivo e quando sei molto aggressivo, poi si crea lo spazio, se non mi ammazzi ti sta creando tu spazio per farti ammazzare praticamente. Il corpo alla somma misurate è una buona simulazione. Mettiamola così, non è un gioco vai da scaccio bottone, ammazzo e ammazzi. Ciao, pizza. Sì, comunque lui è molto aggressivo, magari io mi aveva visto male. Magari mi aveva visto male, lui che ci voleva più un movimento che testa, una cosa che ancora mi stai imparando, con grip, c'è pedale e poi c'è il counter strike, vai. Non vedo mai compare. Ha vista la batteria Giancarlo? Ogni tanto quando suono ti penso, che faccio tutti i tempi che da danzori, quando suonava come si chiama, la tastiera, ti ricordi? E ti dà tum ta tum ta tum ta tum ta. Che facciamo compare? I'm ready. You ready? Mi sa cosa mi sa giocare. Vedo Tony. You ready?
detto non pare. Lo vorrei comprare per PS4, è bello, cattadirlo. Io poi tutti i fine settimana magari con UFC che davvero, anzi questa settimana ritorna, come c'è magari italiano che combatte. C'è introppato male. Oh, che fece qua il mio compagnetto di sparring? Mi abbandonò. È bello, però vi che è anche tecnico. Vabbè, tu puoi cominciare a fare la carriera. Come mio. Ah, visto che vi dice mio. Ah, bello tatuaggio che faccio in panza. Gioco mai come mio, è giusto per avere il personaggio rappresentativo quando gioco online. Poi ci sono un sacco di campionati online, serie tipo proprio 2 top 10 mondiali, uno PS4 e uno Xbox sono siciliani, uno è Palermo e uno è Messina, mi pare. Papà, dopo di provare non so come Calma compare c'è. Mi fa cavolo che già io sto danno sto fa. Cupammo caringia. Cattatico già è bello, certo non potremo giocare assieme perché non c'è il crossplay per colpa di più che altro di PlayStation e Xbox, perché Microsoft è apertissimo al crossplay e quindi puoi giocare solo con giochi di PS4. Abbiamo comprato Tony Ferguson e il Cucui. Come sì che ci sono incontri, io ho abbonamento per view tutte cose. Se non vogliamo tagliare assieme in videoconferenza, problema non ce n'è. Facciamo una finestra condivisa provata. Cosa gioia? Che gioco? Proprio sto combattendo adesso. È un pochettino violento perché tu devi uccidere le persone. Però a cattadirlo perché è bello. Comando come te combattiamo. Alla Van Damme. E che ogni pugno fa una scopettata come te. Andiamo. Mi piace però tanto assai come te perché squiscio su tutto il resto e fa confondere certe cose. Per la gara sto più prima se non mi compare Tony e il Cucui si può fare. Un po' Cucui. Dai, sta cavolo che parata che fai tutti i volte però da quello inizio da quello inizio parata. Io lo faccio la mia allora. Ma su piglio se ti piglio fare sbagliato ai vedi un po' no, cavolo. Sempre sta cavolo di parata. Io no, incredibile. Perché
lì un po', non era proprio. Io non ce la fa parata, non ce la fa parata, incredibile. Vai con giochiamo. Dai, tutto con la bravo sciammo. Vai cosa camo. Vai cosa camo. Sta cavolo di parata che fa sempre. Non vuole, che cazzo è? Chi sto qua? Tony Ferguson nero. Però andavo 4 come te, non mi piace andare nel UFC. Che c'è già io? Perché? Non lo so già. Come te. C'è magari la lotta un iardino se perché. Però se mi fa tornare come te, no, aspetta che ne esce ora che invito, voglio guardare come te. Che dici Brett? Come te è una merda come dici. I'm done bro, I'm gonna watch Netflix, sa come no? Vabbè dai. Vabbè dai. Ok bro, good sparring. Va good night. E vabbè, se combatte online, così. Non è che incontro veloce, via. Non è che Giovanna ammazza che tutto online in bar. Ma facevo anche le classificate. Era arrivato tipo per arrivato divisione 7, divisione 8. Poi cominciai a palle. Quindi ora faccio assai quick play. Mi alleno con 2-3 combattenti che conosco. Bene, alleniamo su alcune cose in cui scarsiamo e ogni tanto poi faccio classificate. In effetti è passare ora che non faccio classificate, se devi dire la verità. Così piglia questo. Per capire come piglia Joe Jones e via. All right, coming up next, it's a heavyweight collision between Daniel Cormier and John Jones. Siamo 0-0, mai non mi ho incontrato con questo. Che poi ci si ripaga perché poi comincia a incontrare 16 9 dopo uno. Non vediamo domani, no, cambio come scritto. Sì, io te morto. Well, you can argue this is the greatest rivalry in the sport, and it sportivo. continues here and Infatti, now. sportivo, John Jones versus Daniel Cormier. I like Johnny Bones tonight. What do you think? This is one of the biggest fights the UFC can always put on, and if you like Jones, you should. He's 2-0 against Cormier, but Cormier feels he has made the necessary adjustments to finally get his hand raised in this rivalry. Fai un serio diritto per finire con terra se ne può piazza. Made good use of it there with that punch, DC. E tu fai un serio, un bar. Ah, questo in terra yoga, questo in terra yoga. Se è bravo in terra su cazzo mai, questo è bravo in terra. Well, there are few things Cosa more acabou? fun to watch in mixed martial arts than these non types usarci, of anzi che non mi transitions conosciuto and solo scrambles on the ground. questo è bravo in terra, ma Really proprio. be entertaining. Ooh, landed a huge hook there. Chi sta a giocare in terra per forza. Secures the takedown. Questo è Westler e a giocare in terra. E su cavolo. Ora. Sono cavoli, vediamo.
ce la posso battere. Just over 3 minutes to go. Ma se ti è piaciuto fare un esperto, e ora piglia pugna, come non usciamo così. Ma me ne città, dai, me ne città. Ma me ne Back città, to the babbo. feet now. Babbo, ma me ne città, cammina. Cammina città, ti devo fare andare avanti. Really Dai, timing his dai, dai. shots nicely. Good Vai, vai, tempo, mangia very questo. accurate, finding the range with Qua sta relative ease. maniera. Yeah, he's doing a great Ah, job io sono of really più overwhelming che his opponent with activity. cavolo. When he finally gets the takedown now, Gli so è what they fissato say, questo, oh. try again. Io non ce la fai giocare la città, fammi capire. Now Ah, trying non to hit the la skate. città. Just trying to move Ah, out adesso of ti his faccio la position sottomissione off che the fai? bottom. Ah, se ti faccio la sottomissione che fai? The Kimura's not Sì, the una arm, merda. it's the shoulder pressure merda. that usually makes you tap. Oh, we're getting a finish here. Faccio la sottomissione che fai? Ah, And the turn on the elbow, he's gonna la chase sottomissione. Ma che ma che dirò? Ma che dirò alla fine, non ci credo all'ultimo. All'ultimo, ci ho sottomesso e ero disgraziato. What a way to switch the position. Fantastic. Ecco, fai move from rispetto. out of fight. Vai, Oh, vai, the fai ball gol, is pretty aspetta. comfortable on the ground, DC, but you got to be very careful hanging out here for too long if you're his opponent. Oh, nice job to reverse Ah, città, position on the ma ground. tu la It città, was sì. bad, Una but cacca, now dove it's vai? not so bad. Ai, Buddy, non ti fantastic. fare sollevare, Joe Jones. Ti fare sollevare. 30 Incredibile. seconds now to go in round one. Ah, piaciuto, piaciuto. Ah, ti è piaciuto. Ah, ti è piaciuto. Ah, ti è piaciuto chissà. Ah, questo è pagato di pinto, vai. Ah, ti è piaciuto stavo già, è un round mio. Big match. Federico Boldrini, un fight con Connor, nel senso utilizzando Connor. Ogni tanto me lo piglio, è fortissimo nello striking. Vabbè, poi c'hai tutti i suoi calci spettacolari, no? Non lo prendo spessissimo. Lo fa un po' con dopo di. Sono più Khabib Nation. Allora Khabib, va. Dopo possiamo provare, non è un problema. Va. All right, here we go now with the start of round two. And there you are, DC, Daniel Cormier. And that man, John Jones. Big off the punch land. Now he gets back to range. Awesome, nice boxing shots there from Vai, Daniel Cormier. We talked so vai, much about the wrestling. ma scippando pugni, hai visto che sempre Yeah, davvero. but it's because of the wrestling that allows these guys, especially a guy like DC, Ah, who's si è shorter, bloccato. to manage Già lo so. distance and manage space in the striking Già lo zone. so. Cioè, la devono pacciare sta cosa, però non succede spessissimo. Però un match su 10 finisce così. Hanno a pacciare sta cosa, cavolo, però. Che palle. Peccato perché era un bello incontro. Rollin. Ah, proviamo Connor. Rollin. Proviamo Connor, va. Aspetta, però devo selezionare il peso io. Se no non me lo fa prendere. Aspetta. Smoking a sequoia. Allora, no, aspetta. Sì. Ok. Oh, deselezione. No, ma praticamente erano tutte mise. Non mancava manco una, ok. Perciò. Pensi che è Jerry, sì. Vai. Mi sa che ho modificato l'impostazione sbagliata. Era un bello fight, vero Giancarlo? Ho modificato l'impostazione sbagliata. No, usciamo, che questa qua è ogni regola, no. Aspetta. Qualsiasi regola no, ecco questo. Infatti mi sembrava strano che avevo selezionato tutte cose. Ok. E Jerry. Vai, prendiamo Connor. L'altra cosa che non mi piace di Connor è che lui c'ha la guardia al contrario di come gioco di solito io.
Quindi se il giocatore che tu stai utilizzando, diciamo, in quella statistica, dove è Connor per esempio, no? La statistica è questa, cambio guardia, va, scemo. Può darsi che è uscito perché ha visto che stavo prendendo Connor, Insomma, se la statistica del cambio gambe è basso, quando tu giochi con la guardia o contrario, sì, probabilmente sì. Quando tu giochi con la guardia inversa, ovviamente ti perde in potenza e precisione, a meno che non ha quell'attributo, appunto il cambio guardia a almeno 4 stelle. Perché io gioco sinistro-destro, non gioco destro-sinistro. Cioè devo invertire tutte le combo, se no ogni volta. McGregor Poirier, ma io guarda, da un lato spero tantissimo che vinca Poirier, perché se lo merita. Anche perché ho visto il match che ha perso contro McGregor, il primo. Ok, ha preso un bel pugno, ha preso un pugno qua proprio dietro, quasi dietro la nuca, diciamo, proprio a 3/4 di testa, dietro l'orecchio. Un pugno che sembrava babbo così a guardarlo, però l'ha stordito, l'ho buttato a terra. Infatti quando ho visto il match, perché non ho visto il match, la registrazione perlomeno, sono rimasto e ho detto, mi è caduto a terra come un sacco di patate, e poi ho visto bene il pugno, l'ho preso proprio qua. Dall'altro spererei che Connor vincesse, perché oggi Dana White si è chiuso in camera con Khabib ad Abu Dhabi per parlare del futuro di Khabib, perché Khabib è ancora il campione dei pesi leggeri comunque, anche se ha deciso di ritirarsi, e sicuramente un altro match cercheranno di strapparglielo. Se McGregor vince con Poirier, magari si riesce a fare il rematch di Connor Khabib, che sarebbe una cosa allucinante. Vediamo, di cuore, per il cuore, come persona, cioè la persona che mi piace di più, combattente che mi piace di più tra i due, come cuore dico, è sicuramente Poirier. Very interesting stylistic matchup between two of the best strikers in the world. Yes, when you guys pick your characters, you sure want Connor è bravo, è spavaldo, ok. He's the most played character and the best character on the È tutto video quello che game. vogliamo. Who's gonna hit that Bravo è bravo, nessuno questo glielo può negare. Devo giocare tutto inverso, tutto inverso, cavolo, devo giocare. Wow. È strano giocare inverso. Sul cambio guardia perdo sicuramente, perdo troppo. All right, good job by him there to raise the guard and protect his head. He's doing a good job keeping the guard high. Stavo facendo una bella parata. Making sure La he's not faccio. taking those damaging strikes up top. Effective punch there by McGregor. Nice combination there Vai. by Conor. Pretty good job. Vai, vai McGregor, poi siamo in ringo. UFC, and it's all because of the way that he manages space. Bella. He's a master La manipulator schivata che gli ho in fatto. terms of managing the distance. Esce peggio il corpo, però che è potente. Oh, beautiful jab Sbaglio. by him there. Got that to the target quickly. Dictating Bello. the fight Bello entrato with a quello. jab. That jab is fast. Bello. Look at that jab. Vai. Big shots exchanged in the pocket there. So just over 20 total strikes have landed for Conor McGregor. Just out of range with that right hook. Bello And he schivato. landed the right hand there. Bello schivato. Vai. Dai, il corpo andava faccia. Okay. Okay, well, thank you. Marco Serafini, Bye-bye. grazie un paio. Big punch land. Right-left combo by McGregor. Under 2 minutes to go here in round one. Okay. Okay, well, thank you. Grazie, Bye-bye. grazie mille, grazie per il follow. Se gliela follow, per non lo so, quello di prima era like. La volete andare a faccia, ti è piaciuto, dai, se lo piglio. Vedi, parto sempre con il diretto che è più sbagliato. Che la guardia contrario, mettiamo così ci perdo se mi metto così. A Carino si è accanciato però, sai? Big roundhouse attempt just misses. That could have been lights out. Aye. Oh, nice combination of strikes there. In terms of the accuracy, I mean, that's exactly what a coach is looking for. That's exactly. It's like the guy is hitting pads. It's like he's hitting focus mitts, but instead he's dancing all over. Vai, come pigliare storia. Mi pigliare in giro. Vai, stiamo attenti. He turned his Stiamo entire attenti. body into that uppercut, and it landed exactly. Vai, mi sta fame, sa. Oh,
he might be out. Now goes in and secures the takedown. Come si intende? Sto vedendo mi sembra. Ah, cos'è che fini? Ciao, un pare. Grazie mille. No, con Connor non è assolutamente, l'ho voluto prendere, insomma, perché ha chiesto Federico, ma non è assolutamente il mio combattente, per niente. Nice straight part. Kick to the body by McGregor. Niente frustata. Well, he continues to do a nice job here defensively, protecting the head and sort of maybe letting his opponent gas out a little bit with all the volume. His opponent sees the target, but he can't get to the target. So he'll continue to throw. Wow. Cosa è visto? No, di nuovo, no, cazzo. He didn't stay the course. He mixed it up. He went high when his opponent thought he was going low, and now he's got him hurt very badly. Non c'è Sakara è in Bellator, non è in UFC. Dovevano inserire Marvin Vettori entro la fine di gennaio, che in questo momento è quinto del ranking mondiale, pesi medi, ha battuto il numero 4 l'ultima volta, The Italian Dream. Let the dream comes true, quello che gli scriviamo sempre sui commenti. No, Sakara Bellator. Domani che riprende l'UFC c'è pure il manzo, Alessio Di Chirico, che peraltro c'ha un match per niente facile. Oh, non mi ricordo come si chiama il tizio, ma praticamente se è seguito l'UFC è quello che ha fatto che si è visto bloccare un calcio e ha fatto un calcio rovesciato a girare, tipo, no? Ha preso l'avversario in testa, quello è rimasto così, boom! Clean KO del 2020 credo sia stato eletto quel KO lì. KO dell'anno, già non mi ricordo il nome, insomma, sembra un mastino l'avversario, Peraltro Di Chirico c'è bisogno di vincere questo match, veramente quelli che ha perso, se non sbaglio, per decisione, e dei due che ho visto almeno uno se lo meritava tutto, infatti è uscito proprio incazzato, proprio stizzito dall'ottagono quando è stato. C'ha bisogno di vincerla questa. KO dell'anno, sì. Dai, domani finalmente ricomincia la UFC, non ci abbiamo da fare il fine settimana. Ho fatto completare un incontro, però sto con i bug. Io torno dal mio buon caro Tony Ferguson, Popò lui. E ne ho visto giocato primo, secondo, terzo, questo veterano, questo mi asfalterà. Joaquin Buckley, sì c'ha ragione Federico, Joaquin Buckley lui. Se non mi ricordo male, vabbè, lo cerchiamo subito. Joaquin. Alright, coming up next, it's a lightweight bout between Sì, Tony Joaquin Ferguson Buckley. and Sì, è proprio lui. McGregor. Proprio lui. Sì. C'ho qua la locandina contro Di Chirico. You ready? Vai. Tony che ha prese brutte da Justin Here we go, Gage. round one. How Che good sarà is prese this? Tony brutte. Ferguson Ma con versus Baradona. Conor McGregor. I know you're glad you don't have to fight Tony, but what is the biggest challenge for Conor going into the I mean, it's the length, it's the diversity, and it's the Conor freeness Raul of che Tony punta. Ferguson. Champion versus Se entra, champion. These two have been destined to be male. locked in the octagon for a long time. male. Tonight, it finally happened. All right, so a good job right here. He continues to block these shots. Seems to see them coming a mile away. He sees him coming Bello, a mile bello, away. bello, la schivata. Rolling. E magari me la filo schivare, però ogni tanto, non sempre. Ogni tanto, le sto McGregor's hands prendendo. have never looked sharper, and perhaps it's all that boxing preparation. You fought Floyd Mayweather back in the day. He felt like a lot of that would translate to mixed martial arts. And if this fight is any indication, he was prophetic with those words. And he connects there with a punch. Perché So così pretty good scoperto? striking Perché così display by him scoperto? thus far. He throws Cavolo, everything so il straight butta. and so accurate. Oh, he heard him battle the jab. Trying to establish that jab once again. Right hand upstairs.
Maledetto. Ho tutti minchiato alla gonna, le spavarderie. Video buono, poi spinning back, vai. 30 total strikes have landed for Conor McGregor. Cosa devi fare? Oh, strong punch there by McGregor. Sta cazzata la lascia. Ah no, che sbaglio, forte, mi sto pensando da morire, non me la senza gol. Mi sto mangugnando, però mi sto pistando, diciamo, mettiamola così. Mi pressa troppo, non me lascia spazio, non gioco come a terra, però se a terra è la metà di quello che era in piedi, è forte magari. Che non mi stai perdendo solamente, non sapevo che mai, Quando vinci sapevo che sempre. Lands with the kick there, no pad on that foot. No shin guard. He's taking all of that kick every time he throws. Oh, he's bleeding from his eyebrow. That shot cut him. L'ho fatto. Ferguson's kick is blocked. Oh. È superiore, ragazzi, è inutile che... Back to the feet. È superiore. And just like that, the fight is over. Yeah, that was Connor just a mi sa che ha gorgeous shot to sempre end the fight vantaggio right sul there. striking. Not even sure the opponent really saw it coming, so back to the drawing board Sul for gioco him. sicuramente, For the winner, this is anche per questo è certainly molto odiato sul exactly gioco, what he was perché looking ha for un here vantaggio sullo striking. Oddio, un vantaggio che gli viene dalla sua bravura, che poi viene trascinata pure sul gioco, ok? as the official decision. Bravo, questo era bravo, superiore, ha voglia. Ha voglia, sarà superiore. Ha voglia, guardiamo le statistiche, ma ha voglia. Vediamo quanto ho smanacciato io pure. (23:46, 39:66) e vabbè, ha picchiato di più assolutamente. 6 knockdown, una voglia. Ha picchiato. Invece a Vettori mi sa che gli stavano combinando l'incontro, ho letto qualcosa oggi, che è uscito fuori un nome per Marvin Vettori, però non mi ricordo chi. Oh, UFC Bagley provoca Di Chirico nel face off. Ah sì, l'ho visto, avete visto il face off? C'è il video? Oddio, se lo faccio vedere un attimo non penso succeda chissà cosa, no? Dove cavolo è il video che mi sta... Ah, eccolo qua il video. Oh, di un tizio di primo, Non lo so se è di un tizio di primo, vabbè, comunque non è importante. Connor. Lo faccio vedere un attimo, dai. Non penso sia chissà quale problema. Aspetta, se sono pronto qua perché sta per partire Windows Capture. Gli devo dare la finestra però, o video. Non riesco. Lo vediamo dopo. Cosa Gioia? Col buco. No, il kumite fa schifo. Cioè no che fa schifo, però non lo so, non restituisce quella sensazione di UFC, no? Niente pugno e vabbè. Si ingana quello. Che si sta dicendo? Che si ingana?
Non è calato in terra. Vai. Non mi facciamo pigliare quello di tempo, sto scemo. Brava schivata, bella schivata, mi è piaciuto. Bella la schivata che ha fatto, bellissima, bellissima, con quel pannelliere, bellissimo. Adesso facciamo andare, che dici? Facciamo andare. Oh, sa anche per me un po', bellissimo, bravo. Bella. Vai, non lo facciamo. No, si accapava il round. Comunque sarebbe assurdo andarsi incontro con uno perché bello verso Nate Diaz. Stanno parlando anche di organizzare un incontro per Nate Diaz. Ci stanno lavorando su. Dicono che se succede sarà fantastico. Non hanno detto chi potrebbe essere il possibile sfidante. Oddio, anche un McGregor Nate Diaz in effetti avrebbe, insomma. Ah se, manco un pugno marone. Così. Strauri, Green KO, così. Peccato perché la potevo vincere. Peccato. Green KO. Dio Cristo. E vabbè, ora mi sa che... Peccato, l'ho persa proprio da stupido. Mi darò una bella parata andare a destra, però certo, Green KO così. Vabbè. Ragazzi come te non mi piace però. Non restituisce per niente, detto se ne è scappato perché il rematch te lo facevo subito. Se ne è scappato. Pam. Che devo bere. Arrivo. Cioè, che grande sei. Grande. Non va bene qua. Pensi che giro welter dici per Nate Diaz? Cioè se ti riferisci a quello... Cosa Gioia? Chi? La pietra? Che ne so papà? La devo cancellare. Una pietra? Ma qua non la vedo. La devo cancellare fa niente. Uè, Nurmagomedov, che so Khabib, Nurmagomedov è forte anche in via. No, mi pare che era attorno a un, come si chiama? O come te. È forte, ma da fare la terra magari. Bye bye. Mimi, grazie mille per il follow. Ah, qua siamo al bar. No, che MMA di quartiere.
non è che darò goiardino. Wow, dai, la facessimo così non fosse male. Di 3 colpi. E via, non ho avuto manco il tempo di cambiare. Beh, penso che stia meglio ai pesi leggeri comunque. Penso che stia meglio ai pesi leggeri. Diaz. Bello montante. Pom! A terra. Papà, non ne vedo pietre in gioia. Non ne vedo. No, vabbè, c'è collegata l'Xbox adesso. Vabbè, ora facciamo sicuramente il rematch, se non se ne scappa, infatti, per questo è il rematch. She's greater, he's greater. Nurmagomedov, essere bravo in terra con Nurmagomedov, Gianca, se lo vuoi valorizzare. E io ancora in terra non sono tanto bravo. Non lo so, papà, io sti giochi non li sopporto, li odio. Non è che... Ma Gregor Masvidal, come no? Certo. No, Masvidal c'ha una storia, c'è un documentario di 2 ore e mezza su Masvidal su YouTube, in inglese ovviamente, molto bello. Cioè lui iniziò con Kimbo Slice, che lui era giovanissimo, Masvidal, Kimbo Slice faceva le lotte nei cortili, tipo, no? E lo chiamò Masvidal a 1 e vinse, e si vede proprio George Masvidal è giovanissimo. Ora questo è cambiato perché c'è chi ha giocato un contro una 1 e 2. Si deve vendicare. Ma papà sarebbe gradito un po' di silenzio. Sta pagando tutti i montanti. Non già finisco ora. Mi sta chiudendo la rete, mi sta chiudendo. Bella chissà. Basta, la stamina mi sta imbucando. Bravo con lo schivare. C'è il guarda. Ma perché non è partita la pedata? Non ho capito. Non ho capito perché non è partita la pedata. Questo non è capito. Quest'altro, quest'altro. Avanti. Cazzo, poi ci stai provando proprio tutti i manere a farmi bere in terra, non tutti i match possono andare via per KO, uno si ammette che sono dalla testa. Il match, anzi, l'andamento naturale di un match sarebbe che si arriva all'ultimo round e poi i giudici, diciamo, danno il giudizio, no? Il KO è una cosa tipo eccezionale. Bella, guardate chissà. Bravissimo quello schivare, molto bravo. Ho fatto degli sbagli all'inizio, se me la gestivo più così sin dall'inizio è un'altra cosa. Bello. Bello, bello, avanti, a belle tutti.
io con quelli aggressivi troppo, che ti stanno troppo addosso, soffro perché ancora non ho un buon movimento di testa, quindi mi ha ammazzato perché io ho sbagliato il movimento di testa. Mi sono esposto quindi al suo pugno. Facciamo la bella. Poi. Lo so, però potevamo giocare a The Hand, potevamo giocare a qualsiasi cosa, tutta la serata a giocare a questi cosi qua. Beh. Ci sei ancora Giangra? Che fa? Toccate allora? Ha deciso che toccate? Ora tu mi vedo tranquillo, ma raga, fa pigliare nervoso, per insegnare un attimo a saperti controllare, perché sennò spaccare il cambio schermo, sai che ci mette niente, fai così, bello, mi spacchi mezzo mondo. Stessa cosa quando vincete casa. Ok, queste sono quick play, quindi quando le riclassificate, lì sulle classificate proprio c'è... stai combattendo davvero. Ci sono. Avanti. Con rispetto, vai. Con rispetto al masolato, ho volto, l'avevo buttato. Allora io a giocare buono fin da subito. Non me ne fare intimorire. Non me ne fare giurre una sta cavolo di caglia. Perché lui quello, vedi che cerca di fare il giurire ma la caglia. Questo cerca di fare il. L'ha piaciuto chissà. Bravo, vedi quel movimento di testa che c'ha, io quei movimenti ancora non ce l'ho, purtroppo. Ganga. Tutta ganga dopo. Basta. Un po' di spazio, che cavolo. Perché è uscita lì la pedata? Riuscire un montantino riuscire. Da sfornare la faccia. La gamba. Sempre mi stringe, vedi? Sempre mi stringe lui. Sempre mi stringe la gabbia. Non sa può fare auto. Oddio, non è che è una brutta strategia, figurati, però gioca proprio di pressing o fun e basta. Sto da panza da parata. Cioè da faccia perché scusa. Non da. Mi è piaciuto magari chissà. Mi è piaciuto. Non ti piace che ti presso io, senza stamina ho fatto la minchiata. Vedi come si vede nei partiti, ho fatto la minchiata. Stavo dominando e fece la minchiata. Un sacco di danni al corpo mi ha fatto. Così. Ha fatto un sacco di danni al corpo. E ora sarà difficile. Perché ora lui punterà là tutto il tempo. Ciao. Ma non è a fottere la partita è così, perché adesso il joystick lo spaccasse in terra e spaccasse giù. Adesso il joystick lo spaccasse in terra. Spammone. E chi stava nel buso che tocca di Gianna che pigliasse e spaccasse di tutta cosa? A me, l'ha visto magari chi.
ma assolutamente stavo vincendo io. 5 stordimenti a 1. Ha fatto 2 danni critici al corpo e mi ammazza? Ma dai, va. E certo ma ha rubato, cavolo. Certo ma ha rubato. Quando uno perde con onore, perde, ok? Ma così... Sparta non mi ha dato mancare la partita, se ne è scappato. Scusate, che scippava. Semplicemente mi sono fatto sopraffare un po' del suo pressing. Ma a parte quello, ce la poteva vincere tranquillamente. Dio Cristo. Va, faccio corta, ma. Perché sennò nervoso già nei stibbi. Look at me now. No, che 140 di cose gioco con McGregor, no, lasciamo perdere, mi fare una partita tranquilla. Che ci sono i salati che così, ci sono salati bene perché io stavo vinciuto, ho perso, a volte ho vinciuto assai, a volte ho perso un po' con ci per salati in cui perdo tutte veramente, fai con dei studi e te ne vai. Dai, 138 ping, attorno a questo non ci vuole contro McGregor, no, ma sei via. Ma fa antipatia. Look at me now. Ah papà, 12:30 sono. Possiamo andare a letto. Che dici? Che non rispondi? Ah. Sono le 12:30 papà. Andiamo a letto, dai. Ah? Perché è tardi? Le scuole sono chiuse, sì, fanno le lezioni a casa, la DAD fanno. And there was. It's time. It is a lightweight showdown between Tony Ferguson and Stai a Eddie vincere, Alvarez. mi staccavo io tranquillo. Guarda, vinciamo Geoffredo. Dice Oscar, vai. Here we go. Oh, niente pugno. Oh, ma vergognoso. Vergognoso. With the left hand and lands flush. Vergognoso. Sta Well, vergognando. Ai perhaps ai. a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick Vergogna. landed by the jump. Oh, ehi. And they separate. All right, here we go, early round one. We talked about wrestling being a great equalizer in MMA, Oh, but so you just length put and reach is another one. He's got a great jab. We'll see if he can employ it tonight. You have got to be born with it, right? You don't get taller. When you're a tall guy, you have to understand, make your skill set match your physical Che fai? ability. Scappi e And basta, this guy fammi has capire. done this tremendously. Big punch lands over the top. How's he gonna follow this one up? Oh, significant strike attempt there, but a huge block. Oh, No, va. He closes the distance, gets the single collar tie. very tricky when he throws that body kick. Big head kick. There's the jab now. Another Ci trassi i nice primi, shot there no, by ci trassi i primi. Under 3 minutes now to go in the round. Beautiful body kick. Just hard to know what's coming from Tony Ferguson. Hard to know which leg he's going to lead with. Nice punch lands over the top. His feet right now. Ai, This was 20 total strikes. And now landed for attorno Tony a questo Ferguson. cringe, sta fessato.
Muay Thai flop. Oh, big knee to the body. How'd he get that one home? Ferguson's head kick is blocked, so no damage inflicted there. Ooh, what a punch. Sempre mi faccio fregare, sempre. Ritorno a questo cringe, abbiamo capito questo cringe spammer. Knee to the body. Ma può fare solo questo. Alvarez gets the tie clinch here. No. Ma perché non ma perché non ha pigliato il calcio nel volante? To go here in Perché? round one. Perché? No. And now his opponent Che da in a sfugata. Such a sneaky head kick. He did not recognize it at the time, and now he's got him hurt bad. 20 seconds left. Ma perché mi fai fregare? Ma non scemo tutti i viaggi. Sfonda sto scemonete. Sfonda. Dio Cristo. See, let's look to the highlights from the last round. Lots of guys to choose from. Yeah, man, these guys stood on a corner in the middle of the Penso che l'ultimo octagon. round è They mio. won the game. Ah, vogliamo portare i punti, per me vogliamo portare magari i punti. Here we are, early round two. Tu stai con Dano, aspetta che vengo io, non ne voglio. Tu stai quando vuoi fare questo per me. Beautiful jab by him there, Vamos a really Gaboto. taking advantage of what is an Abbiamo una obvious edge and reach. E tu fuori per Piero. Well, he's been pretty accurate tonight. He's landed some significant strikes. Vedi, come finiamo. Ora fai il cringe, fai il cringe. Fai un cringe, fai un cringe. Ah, aspetta, fai un cringe. Ah, fai il cringe, Ah, come non piglio però il coopere proprio. Ah, come non piglio il coopere proprio. Però cavolo. Dai, sfondava, panza. Big body kick. Well Ai. done to catch him. Dopo! Ah, così da insieme. Anzi, Pinpoint strike. stavo la ginocchiata a calcio, non ci faccio, faccio Only sempre. saw it coming, and before he could recover, Uè, the referee ti was sei preso la ginocchiata in faccia, Geffredo. for that fight. La ginocchiata in faccia a Geffredo, se vediamo. Guarda che gli ho fatto. E questo faceva tutto lo sperto, boom. Ginocchiata in faccia a Geffredo. We now go inside the octagon where Bruce Buffer has the Allora, official. Bruce Buffer Ladies and gentlemen, referee Herb Dean is going to stop this. e il cucui. Se la fa chiuda, ora chiuda, la cugna chiuda. Da mollare sti gioia mio. Ecco il cavolo, che non è che dobbiamo perdere sempre. Bellissima. Allora, lui mi aveva fatto già quella parata prima. No, io ci ho provato perché un paio di match l'avevo già vinti, così a prendersi la testa e dare la ginocchiata andava faccia. Ma avevo sbagliato gamba. Qua avevo sbagliato il tasto, quindi gamba. La seconda volta non ho sbagliato. Chi è la catanisa che se guarda la catanisa che se. Il messaggio che diceva elimina la tristezza, io proprio in tutti i modi aveva la tristezza al bambino, alla fine dovevo eliminare il castello, elimina la Sì, vabbè, per questo non mi piacciono queste cose. Dai, Indagino che andava a faccia la catanisa. A caso che c'è magari no, da c'è un corpo la catanese, però non mi ricordo a quale corpo specifico di arte marziale catanese ci si riferisse, poi no, già ma la faccio. Che è sta cosa con il materasso? Quest'anno che entra la matrazza e che gli piglia a parate che gioca. Non ti pigliare a me greco, per favore. Per favore, Dori, è sedioso. Pigliare Justin Poirier. Non l'ho mai usato Justin Poirier. Mai. Per pigliare a me greco che vale, dai, smettila. Ma se che dico, voglio combattere che film.
Facciamo categorie. Basta, pensi che c'è. Femmine. E allora. Tutte e tre categorie, chi la conosce ne esce, tutte e tre categorie di film, chi la conosce ne esce, vai. Agatanisa. Siti Baghino, Agatanisa. Siti Baghino, Judas, Apa. La scritta non è, il sottilupo. Non è. Il sottilupo la mongolfiera. Ci siamo, Amanda Nunes. Quindi Amanda Nunes dove mi piglia la Cyborg, quindi vai, facciamo Amanda Nunes Cyborg. O Nunes. Ehi, te ne pentiste? Ah, nasce facendo cosa pigliavo. Ti sto fuoco. Cosa pigliavo? Che Holm. Olli Orm, e vabbè, io mi piglio Amanda Nunes. Ah, Baganisa. Ah, Baganisa è con lì, camera aperta. Voglio usare, tipo così. Oh no, non lo so. It is a women's bantamweight showdown between Amanda Nunes and Holly Holm. Vabbè. Judas, Siti Pachino, Judas Agatanisa. C'era un pezzo metal che faceva così. Uè. Alfredo. C'è sportività. Non c'è sportività. Oh, ma che sportività. Oh, ma che questo è il Dakaran, mi sa. Ma questo manca a morire, si sa. Ma che è il Dakaran? Uè, sono terra grande. One of the greatest combat athletes Questo è of un all Dakaran, time fights Amanda Nunes, who is the Questo è un first Dakaran. female two-division Uè, sono champion terra in UFC grande. history. This is going to be Poi an capace mi explosive spacca, night. proprio secondo me è un Dakaran. Big body kick. Couple of chins here being tested early. Solo un'impressione, ma quando ha l'impressione di essere in terra, ma proprio in Dakaran. Just missing on the high kick there. Big Just an kick. impression. I really don't know. The right hook to the Oh, body. no, visto, magari pugna vascia, sa parlare, no, non è proprio terra, ragazzi. Non è proprio terra, dai. Oh, bella, me la andava anche questo giocare così. Right, regardless. Questo giocare così per magari, ma piaciuto. Ah, no. That bad trick strike landed, and it looks like she's going to finish the fight. Effective punch there by Holm. That's a good combination. Ai, perché non voglio lasciare che... Gaudio montante, in Dakaran mi pistavo, non in Dakaran. It's not a go in what has been a very fast-paced Ma io in opening round Dakaran, here. ma non è in Dakaran. 25 total strikes have connected for Holly Holm. Holm gets hit with a kick. Non si smuove, oh. Oh, how is she standing? Brutal knee to the body. Secondo montante mi esce sempre sbagliato, oh. Sempre. Guarda, no. Just over 2 minutes, round one. Dai, come vuoi portare a me? Goes in and Tu mi vuoi portare secures the a me? takedown. Well, she was No, long on non grappling ci experience buttiamo coming in into the terra. UFC, and you see her Non ci chops buttiamo in here, terra, just non ci buttiamo in beautiful terra. when it comes to the transition. It's very difficult to keep up with her on the ground. Nice job working hard, posting and getting Arrangia la back postura, up. un bar, arrangia la postura, io pure, che tu She dico. might punch harder than you. Nice connection there. I don't know about that, John, but she is Cioè, a questa fast spamma che striker. brutto. Mixes E non it posso up arrangiare nicely manca la in terms of postura. staying heavy and also staying active. How good is that right hand? Well, it's one thing to be confident in dura, your chin. è It's dura a another thing tombare, to oh. leave your head wide open for damage, and that's exactly. È dura a tombare. She did not miss there. This could be the end, I DC. mean, she hurt her so Dura a bad tombare. with that big head kick. I don't know how she's standing. Oh, straight right. I mean, look at the commitment to kick in this fight. All right, 20 seconds to go. Oh, bellissimo. Oh, stamina, segno. Questi stamina, segno.
Vai, ultimo colpo. Va bene. All right, let us get you some highlights from that previous round. Body kick, certainly a big Oh. story for her, and almost like a 2x4 hitting your rib cage. No fun. Yeah, it's Bello like a incontro, 2x4. sì, bello It's like incontro, someone dai. taking a bat and Dove just si può driving it giocare? into your... Lo pagato un terragno, ma qualcosa sai fare come a me. Well, DC's all fired up. Here we go with the start of round 2. Amanda Nunes versus Ali Holm. That shot blocked by Holm. Va. Basta questa cosa, torna. Certo sì che ci piglia così. Certe sere li prendi a cuscì e non ci vogliamo fare niente così. Speriamo che con il prossimo aggiornamento arrivino questa cosa perché per davvero si dice pesante. A papà gioia 1-20, spegniamo e andiamo a letto. Dai. Perché è tardi a papà, poi lunedì non ti svegli per la scuola, poi prendi di nuovo orari strani, domani è sabato e andrai sicuramente a dormire di nuovo tardi. Mezzaluna di notte quasi è buono. Non è che è presto papà. Oh, ci provo, l'ultimo, veramente l'ultimo, va bene? E poi cambiamo gioco. Cosa Gioia? Ma io guarda che manca il live, papà, io non devo andare a scuola. Ah? Ah papà, io ho 40 anni, ci penso io a quello che devo fare io. Tu c'hai 9 anni e te lo devo dire io invece. È troppo tardi. E dopo tu staresti sveglio fino alle 4 di mattina. Uomini, no donne, sto scherzando. Nei film non c'è bello gli uomini so combattere, vai. Dai papà gioia, che tardi, forza. E non mi trovo, io simbolo. Aspetta che lanciamo, va. Avanti, scegli tu una categoria Giancarlo, sto qui. Sa, siamo fatti di che genere. Pesi piuma bella magari, tu sai. Ah, scegliamo 3 categorie, pesi piuma. Mosca qui c'è. Nei medi, manca cosa nei medi. Manca Martin Vettori italiano. Facciamo Welter e Mosca. Vai, quello che ne esce. Pesi Mosca. Vai. Papà gioia. E ogni volta che te lo dico inizi un gioco nuovo. Forza, non mi fai spegnere il computer così a volo solito. Dai. È l'una di notte. Non è che ne sono le 9 di sera. Erano le 9 di sera. Dice, ma perché papà? È l'una di notte, gioia. Io ti pare quando sto. Metta mezzo il tempo che tu ti vedi i cartoni animati e cosa fai? Stacco pure io. Cascio. Pesi medi? No, pesi Welter, cascio. Ah, mi piglio stavo da a Georg Masvidal, mi piglio stavo da dai. Si cangiamo. Vai. Leggi. Quale? Giusto, bravo. Vai. Eh sì, perché si è aggiornato. Lei sta facendo anche un aggiornamento adesso. E un bacio? Questo di qua, aspetta che ti metto a tutto schermo. Dammi un bacio. Avanti. Bello che tu c'è già, che è tardissimo. Va bene? Oh, vedi che io casualmente proprio i giochi che aveva Leonardo. Sì. Casualmente sto girando. Ho cercato morte, amore.
Perché? Che CAF andiamo a finire qua. Simulator Among Us, cose così. Poi ho giocato pure un botto, troppo anche. Avanti. C'è mamma ancora sveglia forse. Ma guarda, sono anche una mosca. Ho ucciso tutte le mosche. Mammore, meglio. All right, coming Ciao up next, ciao, it is a buonanotte. welterweight matchup between Nate Ah, ti hanno Diaz salutato. and Ah, Jorge notte Game piccoletto Red e Masvidal. ciao Marmo, un bacio grande. Ormai non è un marmo, guarda quanto è lungo. Tra Mario e mia mamma. Appunto. Ho fatto paura. Incontro. Ciao, buonanotte papà. Well, always great to be Buonanotte. back in Houston, Texas. Good to have you with us tonight as we get underway with live UFC action from Toyota Center. Ah, c'è mamma, c'è. Mi sembra. Just missed with Questo the mi viene a left there. chiamare. Oh, that's a good right hand. Ah, mi stai vedendo, mi stai facendo. Head off the center line, slips the punch. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by this gentleman. Man, DC, his hands look good. A lot of volume, a lot of Distanza accuracy. come un mondo, tieni, He's doing a giustamente. great No, job being accurate, but he's also very tieni, fast. sta a Look at the distanza hand come un speed. mondo, tieni. Aspetta a me, io aspetto a te. Well, Non è that come body kick was there earlier, Così ci not there on aspetto. that attempt. Big shots being landed on both sides here. Così ci aspetto. Oh, left hook to the head, it's blocked. Oh, bene, combination così. lands. You want to talk about putting strikes together. Beautiful execution. And every one of them Cambio are parole landing necessarie, messo in giro. different attacks. 26 total strikes have landed for Nate Diaz. Ah, Straight punch sbaglio. lands. Questo sa Educated jab come there io. by Jorge Game Red Masvidal. But Questo not sa even just come the io. jab, right? You watch Masvidal throw that jab. His back Perché tu vuoi che ti vieni in guardia? Che vuoi? Questo tu puoi fare tutti contro me? Sì, vieni tu, He's vieni, not vieni tu. loading up on his strikes. Vieni He's tu, just letting vieni, it non ti flow. preoccupare. Jorge Masvidal io is voglio a fare very così, non vieni. educated boxer, and it's showing in this performance tonight. Tutto di ste merda, via. Oh, you heard about E the poi devo jab. stare dopo. Senza mano. Vabbè, è un idiota, non sape fare altro. Just over 2 minutes, round one. Vediamo quando finisce a essere scemo. Solo perché, solo per dire quando finisce a essere scemo. Che non sai giocare se attaccare tu? Ah, e niente, stiamo così. Non do rogno piacere. Sai quando, capito quando vado ci dato piacere? No, questo qua, in generale, che le facevano così, va bene che tu, ne abbiamo voglia. Però mi si interra si una grapa, un bar. Si interra si una grapa. Io ti ho attaccato tutto il tempo, ora tocca a te, sciamone di guerra. No, non è scemo, Under a minute now to go. sei stupido. Trying to Va establish bene, that tu jab once finisce again. bloccato non appena finiamo sta partita, va bene? Perché dopo scemo così poi il blocco, perché a me non mi ingaggio ciò poi. A me poi non mi ingaggio ciò. A me poi non mi ingaggio ciò. 20 seconds left. Zitto di scemo, zitto di Look at the angle of that knife. scemo. And right there, Poverissimo. double chin. Faccio il lungo, lo vedo. This dude needs to grab. He needs to Poverissimo. He cannot take another shot. Ah, la mia piccoletta ha fatto un mese oggi, auguri a questi. All right, let's check out some Primo of the figlio. action, DC, and how about the punching acumen by that fighter in that previous round? He does not waste anything. Ma He questo does idro, not questo loop idro. punch. Questo mi ha mandato un messaggio, vediamo che scrive. Scarad. Da cappato. Versus Jorge Masvidal. Oh, nice Fa punch there apposta by per Diaz. provocarmi, così ci vado in guardia, smanaccio e Well, lui he has landed counter. some good shots, DC, E but invece really no. unable to string anything together in terms of solid combination. Cina, Good plan. And his opponent seems to be on his way out of
E poi c'hanno nervoso 8.000, anche perché non segno come mio, non segno come con Baradoni, e come con Baradoni mi cagava, Over and over, he's landing these big body kicks. come con Baradoni mi cagava, io... It's like Tom Brady out there. He hasn't missed the target. I mean, you insist on it. He needs to start looking to finish now because he's got his opponent hurt very bad. Ah, scemo che sono. Back to the feet. Come si indecca, vai. Ora vediamo come si indecca però. Ora vediamo come si indecca però. E se indecca si una grappa sul fatto Posture up 2. there gained some valuable separation. And now the Ah, ground and mi pound fregare. starts. Now it's his mount. No, ora indecca ne andiamo. Interesting decision there as he Ora ne andiamo decides in to deca, stand up and relinquish the dominant position. So 63 total strikes have already landed for Nate Diaz. And as for the accuracy rate, DC 48% tonight against. Ah, mi è piaciuto. Mi è piaciuto. At the exact right moment. He Mi è deserves piaciuto. Go finish this fight. Ho fatto vedere sugli nervosi e basta, per farmi perdere la partita sto scemo. Ora torna a spiette. Ora tu va Well, he bene. was a little bit Che me ne lackluster do? in round one. Ah. You can't say the same here Che in me ne the do? second round. He has really picked up the pace, an uptick in the aggression. Ah, Now his Cavolo. opponent's really on the ropes. His opponent's on beat streaks. He's hurt so bad. ma quel caso è. To stay in this fight. Well, he continues to stay busy. What do they say, DC? Wow. Actually got the takedown. Big elbow. All right, so you got to be careful playing on the ground with this guy. You don't want to mess around for too long. Oh, pretty good entry there, and he gets the fight to his wheelhouse on the ground. Beautiful takedown into the full guard. Look for him to posture and use ground and pound to open up submission opportunities. Diaz gets hit with a kick here. Let's see Ecco, how he responds. corcolo, Masv. Oh, look at Guarda, another col jab there, Masv. certainly using that weapon Vai. effectively. The most effective weapon Ai. in all of boxing, in all of combat sports, is a jab. Abito, This chissà young come man has da the come knowledge of peccato using come it da adesso like di no comando one else. Mario, eh? Really? Infatti, He's out. infatti. Primo. Yeah, man, crowd loving it. Just a gorgeous shot there to end Io the poi fight. quando Really giri just the way he è drew un it. po' sempre He found the segnare opening, bastardi di Cristo. capitalized on it Quando to giri the che dicono utmost pezzi di extent. merda di Nicely Cristo. done to Non finish tanto the un blocco, hai bloccare, non mi interessa. Hai bloccare perché chi stai tosso proprio. Proprio, non è questo pezzi di merda. Ma non mi ha mandato la chat. Perché stai di chat, non è. A bloccare questo pezzi di merda. No, mi segna il messaggio, non web solo bloccare. Non mi fa bloccare. Non c'è Siri sto. Mi fa vedere nervoso. Ciao pezzi di merda. Don Guangiuccio. Da cappato. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 4 minutes, 31 seconds of round number 2. Sto aspettando che si svegli il perro poppata. Ah, ecco perché sei qua a seguire uno scimonito come a me. E si pigli nervoso e pensi che sono visto che la ruota che ormai non c'è giorno sto pezzi di merda, speriamo a Dio. Non c'è giornale, speriamo a Dio. Vado in bagno, eh.
Rajdo 3000. Agidissimo. Everybody, buddy. 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 Eh sì, ne avrei per un bel po', caro Agostino. Di fare nottate e robe varie. Anzi, nostro figlio era tranquillo, la notte dormiva, non soffriva di colichette o robe così, no? Anzi, siamo stati fortunati per quello. Vabbè, ora cambiamo gioco però. A voglia di allenamento, di combattimento che abbiamo fatto a tutta potenza. A che giochiamo? Vediamo, quando usciamo. Bello, domani ricomincia con FC finalmente. The People of the Sun. Beh. Sparabo. Get up. No, rigurgito e corichette modalità on. Brutta bestia corichette. Ripeto, noi siamo stati fortunati, non abbiamo avuto il problema. Però conosciamo amici, minchia, tutte le notti. Potente. Sottofondo musical. Ci mettiamo sfera e basta. Sfera e basta. Vanno a ammazzare questa pubblicità di merda. Vanno a mangiare i cani, vanno a mangiare. E basta. Un po' di lo-fi music. Basso un po'. Giancarlo, tu magari sei in modalità rigurgito e poppata. Ah, Giancarlo. Dalle 11 è terminata alle 5, povera. Cori che si mettono a piangere, fa male il pancino, è normale. No, al massimo, boh, le passeggiatine in macchina, sai, per farlo addormentare, è un classico, proprio passeggiate in macchina perché magari non gli prendeva sonno il bimbo. Modalità grinder. Beh sì, sono in modalità grinder, però vaporizzata ormai, col vaporizzatore, così non facciamo fumo. Sì, col coprifuoco come fai? Io ti sto dicendo quando eravamo liberi. Coprifuoco, certo, come cazzo fai? Ci siamo, un cavo calmante perché credo mi fece già la ragido alle stelle, vai, proprio alle stelle. E allora possiamo fare, vabbè, un classico Call of Duty Warzone, vogliamo fare, super classico. E mi sa di sì, diamogli un'occhiata a Warzone, no? Avremo coach online e cose così, va. Uè, cose che ammattono. L'altra sera volevo dare Jack Daniel. Qua i bimbi, ai tempi dei miei genitori perlomeno, davano una cosa che si chiama a cucuzzella con lo suono. Un mini oppio.
una cosa del genere, quando erano troppo vispi o comunque quando non volevano addormentarsi, gli bollivano sta cosa qua, le capsuline. No, non è un medicinale, è una cosa raccolta in natura. Penso da un tipo di papavero che cresce qui. Diciamo, cucuzzella lo so, nella donna e i bimbi. Raccontano che una volta che diedero a mio padre, solo che sbagliarono il dosaggio, tipo dormì per 2 giorni. Ehi, stai saggio. Senti sto bordello. Paga Activision, stai facendo troppo bordello. Stai rovinando l'atmosfera, vai. Non spaghi sul comune. Un chilogrammo e ti dorme 2 mesi la bambina. Vabbè, si usava allora ai tempi di mio padre ha quasi 70 anni, quindi fai tipo una cosa come 65 anni fa, 60 anni fa. Si sveglia che è già grande. Aggiornamento. Riparte. Aggiornamento è uscito. Di dove sei, Ago, se posso chiedere, ecco. Visto che stiamo conversando. Voi lo sapete di dove sono io, c'è scritto magari un nome siciliano, perlomeno sapete la regione. Delle Marche. Andrew Fano. Torna. Again and again. Uè, ma te? Più che svapo, vaporizzo. Perché svapo bisogna vedere che cosa si intende per svapo. Vaporizzo. Io provincia di Siracusa. Si chiama Porto Pago il posto, è proprio sulla punta, proprio più a sud, la punta più estrema a sud della Sicilia, d'Italia e d'Europa. Tutto curcato sopra, come può essere? Ah no, a caso.
Io voglio. Ah no, no, vabbè. 4 sono. E vabbè, saranno già in squadra, penso. E vabbè. Io mi faccio un singoletto. E te la metto nel culetto. Vai. Cinque anni fa abbiamo fatto un tour e se hai fatto la circumnavigazione della Sicilia, magari in macchina, sei passato pure da Portofino. Anche, ma guardiamo perché siamo con Barenzino. NSR in bar. Vai. Barenzino. Buonasera, Morotto. Ciao, a posto? A posto, a posto. Minchia, va Lanzasca, c'è. Trova Lanzasca. Salvatore. Arrivo, fate partire che arrivo. Minchia, sta assomando, ma che miglioriamo il carro con funno proprio che zatore. Minchia, io giocato UFC Io tutto lo il vedo. tempo, un benzino, non tu hai staccato. Cosa hai visto? Io ero nella diretta tua. Infatti, figli di puttana all'orto, la mo. partita tua e mi disse... E domani ora mi hai tagliato un morso di film in Rai 4. Ah, non hai giocato tu? No, ora è domani. Eravamo in 4 con una multipla a metano. Vabbè, ormai avete risparmiato sul carburante. Un'avventura nel vero senso della parola. Vabbè, qual è il posto a sto punto della Sicilia che ti è rimasto più impresso? E te lo devo chiedere. Noto, vabbè, se eri a... Noto è bellissima, eri a 15 km da noi, eri da Portofino. Visto quanto è piccolo il mondo. Sei stato a 15 km da dove mi trovo io. No, 20 al massimo, ma che chissà se... Ci sono? Discesa nell'area operativa. Ci sei? Sono. Com'è? A posto, salvo. No. Abbiamo partito la serata. Magari il Ma mio la mia, che sta prima? Il divertimento è finito, si va nella zona di guerra. Ma sei in live stream? Oh yeah. Oh ma io è seccato un rotto, ma Io li faccio apposta per attirare audience che sono fazzi rotta, pirata. Ah, ok. Ai. Chissà apposta che facciamo qua, Salvatore. Ma fai bene, cazzo. Allora, Anzi, guai se non lo io fai. lo vorrei. Indica un punto di lancio per il team. Vorrei l'avevo su. Attenzione, gas in avvicinamento. Procedere alla Io zona vado al sicura. solito in questa casettina qua. Non so perché c'è stata rotta cosa. Non lo so. Che cavolo è successo? Vincenzo, ma ti appare Ah, queste ok. caspetine di pistolette? A me sono per passare. I damatte. Sì, sono troppo bello. Sono bellissime, certo, ma stai a uno, fece una partita stupida e ci vedesse pistole, mamma mia, se stampare a usarle da regre la vita. Non c'erano persone, E erano gente, pezzi di pane. Contatto. Compa- Gente, 3, magari andiamo un po' più là.
Due team ci sono, ragazzi. E poniamo, sogna bello copo che tutto aperto, tutto bello isolato, sparto. Caccia un bello sciacallino isolato. E che bello sciacallino isolato. Sciacallino isolato, vai, vai. Quello sì, quindi un morto. No, facciamo un sciacallino isolato. No, ma stanno sugli già io. Ho un minuto di già. Ah, che avevo dettato. Aspetta, ora arrivo con la mano. Andiamo a sciacallino Cristiano, ci sono, te l'ho detto, se lo pigliare come sta sparto. No, niente, La banca è Avanzate aperta. alla prossima area e mettete Ah, in faccio una sicurezza il partita. perimetro. Fuoco autorizzato Andiamo su via. tutti i bersagli. Sì, casi, tutto di sopra. Che sta, ce ne sono i su attaccatori. Ok. Oh, Dietro ma passo il la mitraglietta guarda Milano, magari. Guardami là. Ora vedete come viene qua. Io stai laggando da una maniera. Qua sopra sui maledetti. Una cordialità e un'ospitalità di altri tempi, sì. Dai, siamo rinomati per questo, no? Ospitalità, il cibo. E a meno kiss. Allora, verranno tutti qua sotto, eh? Bello, Piccetto, quando E vi siamo un dettati, io qua sogno circondato che è cristiano praticamente, se ne esci in mi fa una pelle. Sì, tutto da sopra. Stanno scannando come le porci. Attenzione, bombardamento di precisione alleato in arrivo. Vai, vince, vieni. Eppure qua non possiamo fare a fede, andiamo morto, come meno seconda. No, la prossima partita siamo andati a lobby vittoria, vamos. Sì. Ma siamo una lobby tua? Sì. Qua su sopra la banca è bastardo, sa. Ma io ancora non ho abbastanza Gas armi, in non ci posso avvicinamento. mettere. Genzo, ti dà aperto. Oh, No, non devo facere sto se scemo. facciamo sta conquista, ne facciamo. Ora sto qua, ma guarda Milano, manino. Finisce rotte. Che porco stavo aperto. E mi quando sempre sta live, ci sono persone perché vedendo che c'è stata la conquista. Sai com'è? Provaci. Non finisce qui. Quando c'è un po' camera però. Ora sei nel gulag. Lotta per tornare in azione. Ok? Uno. Senza piastre, uno. Scontro in corso. Preparati a combattere. Sei il prossimo. Ok? Vinci a questo posto, due senza scontro piastre. e torni Se in mi prima tieni nel linea. volo? Perdi e per te è finita. Che Tocca a pistole. te, soldato. Che pistole. Occupati di quello spazio. Ti ha Porco di acconciato Dio. per le feste. Buona camascia. Ti rispediamo alla base. Dio cornuto. Se ha abbastanza soldi, il tuo team può pagarti la cauzione. A terra uno. Ai. Uno a terra, Vincenzo. Non ti far ammazzare. Non marviane me. In piedi! No, non vedi dopo. Non ti piace, cazzo. Stai una domanda.
Gli cerchi di farci male, eh? Minchia. Un, E così. invece a te. Eccoli. Uno ce l'ha vissuto. Ah, la freccia è bella, lo so. Ah, ma c'era il trofeo nostro non sapevo, cazzo. C'ho No. Xbox e poi Xbox e PC. Tutto collegato assieme. Anche mio figlio, anzi quando gli A dire che rispetto. senza piarsi, che sto di amore, sai come? Ma uno te dai, erano giù due te. Bau, bau. Ah, Come ha fatto? non lo so. Vabbè. Vabbè. Uno non si avesse incazzare, porco dio. Non si è visto incazzare. Figlio di merda. Gragno di merda, dio. Ma la Becienzi. C'è quello da saluto. Sì, Xbox One. Ti fai il Game Pass, peraltro lo paghi una volta e c'hai il catalogo aperto sia sulla console che su PC, con un solo pagamento. C'hai il live, c'hai il multiplayer, c'hai un catalogo di 100 giochi, c'hai l'Xcloud pure se vuoi giocare in streaming. Cioè, PS è una bella macchina, però voglio dire, se non ti interessano le esclusive, l'Uomo Ragno, Uncharted, queste cose qua, è antieconomico comprare PlayStation. Non andiamo troppo. Oh, ma devo mettere. Hanno arrestato i pugniti, eh? E hai fatto bene, hai fatto, perché la storia del pass è veramente 3 marce in più, va. Cioè c'hai un catalogo di 100 e passa giochi, ma poi non giochini, stronzate. Tutti bei giochi. Noi manco vediamo anche la missione. E infatti, ecco giù. Guido io. Veniamo in un'auto, va. Ma non da fare, c'è sta cosa. Faccio bene. A qualcuno. Oh, ma... Non ci credo. Non mi si vede più, ah. Si era spostata la cam. Vabbè, posso mettere pure così, credo adesso. Guido io. Buona sta strawberry. Non è manco tanto lontano, Oh mamma, che stavo Vincenzo, sei tutti noi.
Oh, ma tutto ammacciando a Però in realtà chiare. vedi che è un gran problema, sai perché? Perché dopo c'erano che giocavano con due coglioni. Genzo, ma da maganazza. A peggio. Xbox Game Pass. Tra l'altro se non ce l'hai i primi 3 mesi ti ridanno €1. Patin subito. Stava parecchio Patin La subito, tua Cristo squadra è Dio. stata eliminata. Io che non Resti vedevo solo l'arma tu. magari, è partita la nata. Ora c'è beccate per tutti. Ma era io che cose. Ma io mi stavo per schiantare del suolo, manco ne saccio che era io. Io mi stavo per schiantare del suolo. Usa che gli fare? UAV Ciù nemico in caso volo. posso fare niente. La magreta lì. Non è. Ah, vergogna. Io manco ne saccio. Sogno mi su caga stai svapando, stai parlando. Vabbè, mi ammazzare. Anzi. A me il volante. Gioco mio, non gioco mio. Maledetto. Ma come cazzo fa? Ti buttare, non va bene, lo fa con un'ita, magari zio. Contratto E sta filmare il mito mentre che fa. Prego, Agostino. Ah, vince. La che contiene c'è una persona. Non c'è l'opera. Ma poi la cosa strana, non si butta mai nessuno da una matterata neanche all'inizio, ora 4 team. Come fa, piacere, ti pigliare questa missione che ti sono nato? Hai rumire in realtà, Con un gioco mio la posso casacciare a Coca-Cola. capito? Quindi io te ne vai qua. No, dai, ma c'è dietro una cazzo. Oh. Mi sposto qui. Ma ci sono 37 cristiani. Sa, Gas in movimento. Nuova zona Tutte sicura 37 posti su individuata. luogo. può darsi, non lo dai. so. Qua non si passa. Non può zittare a perdi. Ah, Ma cacciato. c'è che mano. C'è la stradina anche. Madonna, giure, bruttissima zona. Oh, picciotti, devi a cercare, no? Se campo, se muore. Non è che... C'è tanto che tare. Uno è una missione con lo cavallo, questo. Contratto rifornimento marcato. Ma io Vittorio lo vedo che si muove un po' a scatti. Ah? Boh, Ma ti muovi un po' a scatti o sbagli? Io no, fluidissimo. questo No, qua. forse è la connessione mia che fa schifo. 90 fps, C'è mi una fai loro. gioco. Un ne che ne? Ah, adesso... Adesso però detto facciamo per vedere. Non ho visto. Ma facciamo una roccia, no. Di fuori manco. Siamo tu Ecco qua. Gas in arrivo. Il tempo scorre. Come da- Raggiungi il minchia. bersaglio. Mi sposto UAV qui. nemico in volo. Sta fanno da, no? Non so parlare. No, sopra. Questo c'è un troppo. È in mezzo a una montagna che c'è la catuzza. Ah, perfetto. Capito. Ci penso io. Devo troppo vedere un po' via, no? È il mascolone. Tirano a Valesca, questo. A tu che valesca. Oh, ma magari... Ah, manco diamo. Stavolta ha vinto Quindi il nemico. grandissima buttana. Neanche il tempo, ragazzi. Va che siamo andati allo 2-2, va. Sì. Ma io non la gioco come amica Vittorio. Vabbè, dammi tu io.
Minchia, che partita, tic. Confido tu a salvo? Sei già invitato. Ok. Oh, ci sono, stavo zitto. Vai. E il mio obiettivo è l'equipaggiamento. Se piglio l'equipaggiamento già per me la partita è ben giù. Poco almeno ma l'altro giro è così, almeno No. dico, ho fatto una vittoria. Cioè, Che a fai? me devo curche tranquillo. Almeno, non ti vuoi cagnare codo. nervoso. Ma Maciucca, mi stai mangiando magari rientro con nervoso, te lo giuro, tutti mi stai dicendo. Un gioco fatto per persone, proprio non lo so. Perché stai desuttole. Il termine giusto, termine siciliano è desuttile. Desuttile. Vergogna. Cillaio rossa mi sta infadando. No, che fa con cellaio rosso? Vai che siamo in live, che non possiamo lì rosello. Posso infadare io? No, ma io so assai, però, ma quindi- c'è magari Antonio. Cioè, so il tendonino, so il tendonino, ma poi non lo so, ci sento le da colcare, non vi da fare. No, sono accessibili tutto lui. Stasera fa la neonata seria. Sì, già hai fatto parte, però che stavo ricerca partita, che stavo. No, dico, prova ad afflato, casomai se c'è solo io... No, c'è magari Antonio, vince, o vedi che è online, tutto accessibile. Cioè. No, dico, c'è qua ci stanno staccando Antonio, ma quello... io non magari restaurare ci sta qua. Aspetta, non lo so. aspettate confido io. È inaccessibile, ma no, invita. No, accessibile, Cioè. Aspetta che invito. Ah, invitato ora. Magari io. Cillaio rossa. Cillaio. Ma chi lo fa morire, che pazzo. Cillaio. A me fa morire quando dici ho la tessera del bunker. Sempre chi si dice, magari è a Battle Royale, ho la tessera del bunker. C'è una cosa incredibile. No, ma non entrerà, perché c'è Antonio, ripeto, noi siamo 5. È inaccessibile Antonio. Accessibile, tutto come mi conosco. A me Antonio è inaccessibile, Flavio è accessibile. Cosa Che vuoi succede? cosa vuoi che ti dica, cazzo? 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 Sì? Vado e torno tra poco. Ciao Ago, ci vediamo dopo. Ma che così? No, un ragazzo, cazzo, sta tirando un sim delle Marche. Ciao, la piccerina era ben presa. Beh, Marchigiano, Già. Lucia. In realtà ho fatto scassare le date della canzone, non andavo tutto... Ma guarda, di tutte. Ricordo... Ci sputo ma amico. E poi faccio un casino. Ha fatto battere con un pugno di succhi. Fate battere. Questo è cosa, Koyoko che lui ha regnato da UFC, c'è la canzone. Ma mi sta... Ma compare il Riccardo che sta dormendo? Sì, Antonio sei da curcato, vai a passare una mezz'orata. Ha giocato? È stato messo qua, ha giocato magari, sì, con le altre cose però. Chi è che è il numero 1? Quando mi disse Bogoschi benvenuto nel mio mondo, mi volevi stare in terra. Per fare. Io qua mi stai preparando i bussotti, poi vaporizer. Basta direi. Poi faccio un casino. Cosa c'è capace per... No, pensava che era solo, no, semplicemente mi è venuto di cantare, cantate e vaffanculo. Controllate l'equipaggiamento. Gli aerei si Ci stanno potevano dire magari preparando tipo allo 100 mega castellano con la radio.
Uè, ci sputo. Ostile in discesa nell'area. Occhio in Poi alto. spara una sega, dai, figa. Ok. Io lo sai come fai buono, dove? Ehi tu, Rodolos! Buono lo fai. Va. La canzone ci sputa mai, no. Poi faccio un casino, ci sputa mai. Poi faccio un casino. Il riscaldamento è finito. Schieramento imminente nella zona di guerra. Questo pensa vivere, mi sono detto solo. Uè, io ci sputo e tu va bene. Me ne voglio un cartellazzo, ora ma minimo ammazzo, guazzo, yeah! Battle Royale. Indica un punto di lancio per il C'hai team. ragione te. Evitate il gas, andate alla zona sicura. C'hai ragione te, oh. C'abbiamo sciacallaggio qua. Le villette, cazzo. Tac. Ci sputa e mamino. Yeah! Sì, pronto! Amore. Ci sputa e mamino c'è freddo. Hai visto che condizione ave? Usciamo che non faccio, si vanno a pigliare. Tu usciamo. H ci stai sparando, questo usciamo che non faccio, si vanno a pigliare. Quando sei? Uno era. Uno era. Non so se c'è l'altro, ma io uno non hai visto. No, no, c'è un compagno che era che. Merda. Destinazione marcata, muoversi. Ah, carica sta pistola, sogno che la pistola scarica, Dio Cristo. Compagno nel gulag. Se sopravvive può tornare in azione. Bellino. Ecco, la pistola sogno una scarpa proprio, uno schifo la pistola. Uno schifo sogno che la pistola. Da ora vinciamo tutto un gulag, d'ora. Ah, camina, bro. Ah, tu da rega, ma bastardi. Gesù, Giuseppe e Maria magari. Che bello. Diventa il mondo. Ora sei nel gulag. Via, io Lotta per tornare staccare in UFC azione. per non mi pigliare nervoso. Ma che Stai iniziando un combattimento. Preparati a combattere. Sei il prossimo. Vinci questo scontro e torni in prima linea. No, perché se già paura con una pistola, con una cucciamo scoppura a la pistola. Non è sto bastardo. Un giorno da bagno. A terra da molotov. Come cazzo fa? Mia mamma è una grandissima. Muore, che stazzo, muore. Uè, che stazzo. Magari se vedete come ammazza. Questo mi ha tirato la molotov, manco sapevo nere, a terra da molto mi ha pigliato. Cassa di scorte è pronta per il recupero. Ah, così so. A ruota Giustamente che... sciacalla a casa di Cristo. Ci sogni di sopra io. A ruota che ormai non c'è giorno a questo. Già c'è Paolo, si sta pisciando che è casato Paolo. Ciao Paolo. I Malox. Che cosa stavo puzzando? I Malox ci vuole, Paolo. I medicini ci vuole per giocare. Ho bruciato lo stomaco. Ma è assurdo. Io devo accendere la Contratto aggiornato. Nuovo obiettivo identificato. Geffredo. Gas in arrivo. Oh ma di cascia ricca che tu hai, cecchino e fucile. E che aspettava a me. Ma come manca, voglio lanciare?
Ah, c'è. È una cosa di soldi non cazzo, no? Contratto aggiornato. Ah, Nuovo scopetta. obiettivo identificato. Vaffanculo, che ci è veramente. Ci ha fatto caso che era avuto cercato c'è cecchino. Ma perché sei mascolone? Io ho avuto una cascia pro e ci hai trovato fucile d'assalto bello, credo bellissimo. E cecchino magari. Meglio cosa. Pare, ma sto fucile... Pare una scopa sto fucile giallo, che è sto cosa? O cecchino che nuovo. A fare una scuba. Bello. Una scopa. A terra la vicina. Contratto qua, completato. Tutte le casse di scorte Cristazzo ne cavolo. Cristazzo corto ma È un cecchino, un fratello non è. Stazione medica trovata. al mese dopo si va a cambiare, Guido io. Aspetta, arrivo. fare la spesa, vai, stai in accattare a Salvatore. attaccare, facci stai costando $4.000, Oh, senza sconto, vai Vincenzo, cattao. attaccare, per carne di porco, Guido io. allora, non mi gettare Vincenzo, non 10 ne casse, sì, già sono mie, porca di Meglio dove torno, lo dà molta sta zona. Uè, ruotare veramente. Ruotiamo, ma. manco perché pesante, proprio. Neither the ice to cry. Calto cosa piace, se capisci? Attacco a sgrappolo. roba. Fare come il fuoco e mi fanno un culo subito. Vai bene. Oh, mi stanno chiamando, aspetta. No, non rispondere, Vincenzo. Ne. Attenzione, un team nemico vi oh. insegue. Magari. Assurdo. Ma caccio quel pochino formaggio, biscotti ove. Formaggio, biscotti. Ah, già non mi ricordate che so. Formaggio, biscotti ove. Ah, la banca pare che non è stata sbengiata che entra fuori. Infatti, stiamo dicendo che bene, solo i cecchini e mezzo alle 13. Vabbè, poi andiamo a pigliare l'equipaggiamento. Insomma. Ne. Cacciano un bello fucile. Poi c'è una leggera trovata. Inque. Possiamo prendere l'equipaggiamento già? Ne. Poi. Ora questa taglia che abbiamo un guardo però. Ma è giallo, c'è capace una taglia che è disinteressata. Cioè A che dà. portare via. Ora No, ma via. Vieni. Rossa è la taglia, oh. Forse sta campano film, sicuro. Dice, ehi, voi che ci fate tutti questi soldi qua? Lancio d'equipaggiamento alleato Sì, in arrivo. cose che mai! No, no, che non. Ecco la macchina dell'equipaggiamento. Sono vicini, no? Perché hanno lasciato in questa macchina. Gas in C'era una macchina movimento. vicino Nuova all'equipaggiamento. Ah, vicino all'equipaggiamento. individuata. Boh, andando via qua. Hai visto una cosa russa dopo? 140 metri, non abbiamo lontano. Come 40 metri? 140 metri, no, la cassa che Ah, io stai facendo la testuzza di quello sotto, ma qui c'è. mamma mia, dai. Io taglio senza Eccola. roba. Aspetta. C'è una maganicella che rompe i coglioni, dici? Ecco, l'equipaggiamento c'è dietro. E succhi della taglia. Questa è la taglia per me. UAV nemico No, sto in l'ho visto volo. diventato arancione, penso, no?
Lo so. Qui si sta tagliando un ricercato dove? Se vado ti piace? Ce n'è uno in terra. Uno in terra è calciato. Cambio zona. C'è stata la mina. Era una passata sopra la mina che gli è stato io. E sotto solo un terra. Dai, su protetto della banca. Su protetto della banca, che cosa? Arrivo. Il nemico ha perso le vostre tracce. Siete al sicuro. Stiamoci sotto, sta bene, facciamo magari sotto. Arriva Ok, il due gas. morti. Macchina dietro, ragazzi. Gente civile, Sono dentro la casa che sta qua ora. quale cazzo? Spostarsi in questo punto. Non è sul ring bro. Mi vedo, eh? Se lo finisce, non spunta manco un cane. O ci radiate sempre, uno che controlla il radiato. Mia uccisione. Ah, da, craccato. Oh, Ah, no. finisce di sopra, qua. Cambio zona. Non lo vedo, guarda. Ce n'è uno vascio un dopo prato che fa un cecchino, preso. Craccato e bastardo, se ne è scappato. Ah, guarda che mi ha fatto il giro. Ah, ciao Raffaele, ciao. Saluti da Catania. Solo uno a terra, ne manco una. Ciao, Mario. Dio Cristo. No, questo, no. No. Dio. Ah, con tutto il cuore sparte. Senza un buona camascia sparte alla fine. Pare la rosa. Mitraglioni in mezzo, non so già. Aspetta, calato tu. Ecco, se ci vuole Magox, così Magox ci vuole. Facciamo una partita oppa, ne curcamo tranquillo con una partita oppa almeno. Fatto avvenuto. Sì, perché non si fa ni cazzo suoi. Andiamo a mangiare una punzetta, va. La mangiate lì. Ne. Ma sta strawberry vaporizzata, ma sape una cosa? Ma così? Com'è, un bar Raffaele, tutto a posto? Controllate l'equipaggiamento. Gli aerei si stanno preparando allo schieramento. Mi con le mani, ma puoi solo manare. Soldato nemico in arrivo. Mi sparano addosso. Sono nel mirino. Ci fu quel pochino da sparo. Da sparo. Ok, può bastare. Adesso combatteremo per davvero. Ah, per davvero. Mi sa scaricare, cavolo.
Battle Royale. Indica un punto di lancio per il team. Evitate il gas, andate alla zona sicura. Io dico di provare laggiù. Ah, troppo sicuro. Sergio freddo. Elimina tutti i bersagli nell'area operativa. Stavo da non tutto. Ok, forse c'è anche di avrancio, no? Avete visto Sebastiano? Quanto abbiamo? 437, 2 9. C'è da cane lui. Se scegli qua. Attenzione, un team nemico vi insegue. Già non con neanche. Siamo in uno shop subito, va. Shoppare Devo capire veramente. uno sto pugni lurdi. È ingrasciato magari. Ho marcato una stazione di acquisto. Ah, da sopra, non mi conviene che sto qua. Qui c'è un venditore. Per chi stazione di acquisto confermata. Come non detto. Vincenzo, C'è da Roma. a muedas. Non ci sbrang la minchia. Tum. Ah, ma raga, faccio un basto. Allora, perciò se mi mollate il big money. Ah, io occhiaio, big money. Non è la station. Cacca. Faccio sì i soldi. Oh, ma cuscino, racca, ma cuscino. Guarda, ti do mio cugino. Qualcuno vuole una corazza? Arriva un lancio d'equipaggiamento. Arriva il gas. Alla Sebastiano Gioffredo. Ragazzi, a Non c'è cambiare. manca la piazza, io che smoga. Cosa? La piazza, vedi. Ho trovato una corazza. Ah, Allora. Sogno spavardo, gioco senza piasce. I viri vicino? No. No, Sto vicino. no. Io sento spari molto vicino. La camera sotto la manco da mappa, non saranno lontane. Siamo tutti nella zona sicura. No, quello lontano, a caso. Qua. Mi sposto qui. Qua io ci sono, 100 metri. Casa blu, watch. Focus. Hai visto un puntino rosso? Pungatela. Uno vero. E me ne hai visto la carica? Nemico. Vai, preso al garage. O viene? No.
In giù garage c'è. A terra? Uno dietro? Avete evitato l'inseguimento, ottimo lavoro. Quando cazzo è sto non spara la conosci? Nel Nauro c'è chi lo chiama che si sta fermato Nauro per rinearsi. Sì. Oh, c'è un cecchino magari. C'è un cecchino, direzione est, capanna. Vado da questa parte. Sì. Davanti alla casa forse viene. Delle case molto più in fondo, non delle case. Dai. Unica carriera mi azzeccavo, sterte. Sterte, unica carriera mi Ma azzeccavo. perché giocare sempre? Sembri a questa per le coglione. Ti ho beccato? Mamma mia Carusi, ma io non... Porco il diavolo. Questo è il Gulag. Sopravvivi e tornerai in azione. Porco il diavolo, ti dico. Vinci qui e ti rimandiamo in prima linea. Se perdi, sei fuori gioco. Hanno conciato per le feste il vostro compagno. Lo rispediamo alla Non base. so, cai con guarda sto figlio Guadagnati su la caninche, libertà, sì. soldato. Mi è gliena fottuta. Stai tornando in prima linea. Te lo sei guadagnato. Porco dio. Non mi so che svapo. Posso tornare a combattere. Porco il diavolo, dai, caccia uno si sta gettando. Cambio posizione. Contratto rifornimento marca. Raggiungiamo quel veicolo. Ma non ce la faccio a pigliare, c'è un gas. Dove devi pigliare, siamo alla macala. Sono nato con qualcosa che ci voglio, va. Mentre che sogno ancora andare. Hanno conciato per le feste il vostro compagno. Devo fare Lo loro rispediamo alla fare. base. Vai, vai. È tutto nelle tue Sono mani. Danilo. Vinci! Contratto ricercato marcato. Non puoi scappare per favore. Designazione di ricercato accettata. Ora sei un bersaglio. Sì, ma non gli ammucciare, va, Raggiungere quel raga. veicolo. O mai fare appunto per capire che la macchina fino a quando... La cosa brutta che sto ricercato va sotto andava la mappa. beh, Ma non solo che ci mette troppo tempo sto cazzo di ricercato, 3 minuti. capi, sto Lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo. bello l'equipaggiamento. Assai campato. Gas in arrivo. Zona sicura riposizionata. Oh, ma... Ci penso io. Ma io sopra ho detto cosa. Spara. Ma UAV nemico in volo. c'ha assogata qualcuno. UAV nemico in volo. Ne avevo più guagliati. Quando su, no, che faccio? No! Imparate dalle sconfitte. Tu piazzi in merda. Tu piazzi in merda. Andiamo a cuccare che cosa? Che decidi? Io non ne ho cucciolo, basta. Magari. A dopo chi sta? Contatto. Dopo chi sta mi sa che siamo cose che vanno a cuccare questo.
Ma che? Ma veramente uno stupido. Non faccio manca la prova a fare un detto match che di fine serata perché mi c'è una causa acido magari da sicuro. No, Caruso, proprio. L'acidosi, proprio. Ciao, Piccetti. Ma faccio una partita Allora. come a MotoGP, ma la faccio la partita che mi va a coccare. Vai che la live, detto. Bello, quindi sai che ci ho giocato oggi con il computer, bello, Buonanotte, bello. ragazzi. Ciao, salvo. Ciao, so. Fai la medaglia live, vamo. Ciao Vittorio, buonanotte. Ciao Vincenzo. Mi muovo di qua. Che bruciai. Muoviti fermo. Mi sposto. E allora, sai che faccio una partita precisa proprio a MotoGP, proprio per provarlo una seconda volta e ma vai a curco. Guarda, curco già freddo. Parte. Uè, vado a coricarmi, già freddo. Che aggiornamento, sempre Call of Duty, questo giornale. Gambaro. Uè. MotoGP Windows Edition. La MotoGP è bello, non mi aspettavo. Poi non sono appassionato di moto, quindi. Ma. Vediamo. Abbiamo messo il rimborso, sembra Geffredo, facciamo un gran premio preciso, va, una qualificazione. Che cazzo è un giro che fece che stai a perdere con la benzina, era primo. E perso perché finiva la benzina praticamente. Non hai capito sta cosa della benzina ancora. Bello graficamente, veramente bello. Carica campionato, carica gran premio. E ne voglio fare uno nuovo. Nuovo gran premio. No, sto da scegliere io la ruota qua. Una merda, o in Brasile, tipo. Ciao Brasile. La tutte queste si tracciate in Italia. Non c'ho Brasile, al solito. Ma quando che troviamo pioggia, io della guida, freni automatici disattivati, freni con vabbè, aiuto fuori pista disattivato, traiettoria rewind attivo, elettronica assistita va bene, si e gira va bene, posso cangiare parola. Oh, c'è un Valentino, a Valentino voglio, 41 anni, dice magari vai col weekend, allora facciamo solo qualificazione e gara, vai. All'inizio certo a capire come si muove la moto, perché è appunto come al solito non è strettamente per forza un videogioco in senso lato, ma è una simulazione. Poi appena sai feci i primi giri, le prime cose ci pigliamo un po' la mano, certo ancora siamo lontani da una guida perfetta, però diciamo che ci siamo, ingegneri di pista, controllo consumi, ogni volta riesco a per la benzina. Mi fa fare un giro preciso, mi fa fare non voglio fare ci sai. Aspetta, ma questo si roda, il carburante. L'autonomia stimata è di 5 giri, poi non mi basta mai sta cazzo di benzina. Vabbè, non mi dicono io. Va bene. Ok.
me. Eccolo entrare in pista, tra poco scopriremo se sta andando alla caccia di un giro veloce o se sta provando qualche soluzione per il passo gara. Avanti, abbiamo un modo Valentino 5 picco che messa a modo manino. Aspetta, l'audio forse è un po' troppo alto, abbasso un pochino, non lo so, poco basso, non troppo. Ciao, allora, pista che non conosco, mi comincio visto, ma voglio fare la pista di prima, almeno un Qatar che abbiamo fatto prima, non la conoscevo il Qatar. Vabbè, andiamo a imparare. Astra, come dire, Roberta non voglio giocare. No, fuori da me. Peggio mi finiva. Abbiamo 5 più rewind, vai. Cioè, tu hai fatto un paio di incidenti, ma una grazzata di carne. Avevamo pagato un po', non se ne poteva pigliare come un po'. Stavolta mi ho fatto domare perché si merda, oh ma si immaginare. Ti avevamo fatto domare un bastardo, te. Cangiava solare. Non c'è che deve arrivare, non c'è. Io è stato che mi ho fatto domare, l'avevo mai immaginare. Ti immagino. Teatro che sta, già siamo preso ubbicenza. Dai. Finire, sto passando. Non te lo vai fuori, non dai, incidenti, che c'è stato. Appena sbagli si trova una nata. Oh, piano. Buono, non può ufficiale. Piano, appena sbagli. Tutto sbagliato il gioco. Assolutamente tutto sbagliato il gioco. Ho fatto sapere che non vogliamo finire. E vediamo che è qua. Piano.
Perché, porco di Maria, la cicatrice. No, la pata, stava vedendo il bellissimo, poi c'è un po' problemi, però era bella. Solo bacio. L'altro culo andrebbe, parole di ai, scemo. Peccato, non riuscivo molto meglio. Cavolo, anzi, che la teniamo, anzi che la tenuta. Vai. Questa salisse a fare bella tutta questa uscire tutta così bella para, questa uscire questa. Male. Non è facile tenere la moto così. Come si sente sentissimo. Dai. Ecco Dio. Vai. Termina sessione, facciamo la corsa direttamente. Qualcosa che tanto più esercitarsi. Buongiorno a tutti gli amanti delle due ruote. La regia ci porta adesso sulla griglia di partenza dove i piloti della MotoGP sono ormai pronti per l'inizio della gara. La tensione è al massimo, ma questi ragazzi sono dei campioni abituati a sopportare qualsiasi tipo di pressione. Certo. Facciamo sto gomma che stanno a faticare adesso. Giro e poi che stai a bere come questa volta, faccio 7 giri io. Giro in più. La mia questa candela.
pochissimo alla Qua siamo. del Gran Premio d'Italia, qui al Mugello, uno dei tracciati più tecnici e spettacolari di tutto il campionato. Non sarà facile qua. Ai ai, ai ai. Oh, oh mamma mia. No! Nel cambio in modo sì, come faccio a portare a carriera? E, e senza ammazzarmi, ecco, mi piace. Come fa? È impossibile quello che c'ho. Oh, mando sabato, lo fece Valentino. Vedete come c'ho già sei. Mando sabato, a morire direttamente. Ma anzi, se bevo. Questa è la tutta sbagliata io qua. Qua comincia la staccata, no? Il giallo. Ah, poi sto che è stato io, scusa. Sto da managati avanti, dai. Ah, dai, devo cambiare qua. Dai, va. Nervoso mi sono, sto dando. Gli sto dando. Botto corre. È impossibile ormai esce così un pochettino. Vediamo. Magari torna pesante. È impossibile. Quindi è troppo lanciato. E qua in poi, vai. Madonna, torna minchiata fece. Oh. No, mi ero fermato bene stavolta. Dio Cristo. Vai. Altra tecnica buona. Ecco il cazzo me la girata in guardo. È impossibile così. Peggiore la moda. Da lì che mi passano. Va. No. Che mi passano e mi spingono fuori. Non c'è niente. No. Sempre fuori. Cioè, ma uno non inguarda, ma che cosa vi sta a fare uno? Cioè, io sogno K, e fotte mie, sto facendo la mia curva. Che lo vedi? C'è che senti. Vabbè, me ne negas. Ah, me ne negas, che cosa? Ho curcamone che meglio. È difficile, non è facile. Allora, sull'altro percorso che ci ho girato un po' sono riuscito a fare la gara, però prima ci ho girato un po'. Perché è impossibile perché... Cioè con le altre moto è molto più difficile. Ancora qua. Si deve stare attento a quel frangente lì. C'è tutta la massa delle moto. E poi non è che non ti
giriamo. Non benissimo, tipo ora, poi giriamo. Va bene, fratello, va bene. Da ammazzare. Ah, io ho sbagliato, perché l'ho alzata? Devo alzare io mo. Sbagliata. Appena sbaglio, venuto. Magari di più. Giovanni Quattrocchi, ciao Bare, grazie. Juanna, grazie mille. Fabiola Caruso, grazie mille. Fabiola Caruso. Natalino Cambisi? Ma ti hai risvegliato tutta ora così? Quindi quasi solo l'orietto. Ok, thank you. Gabrieluccio Diaconesco. Gabriel Diaconesco. Grazie, muore. Ma in derivation. Antonio Di Salvo. Sto succedendo, grazie ragazzi. Grazie mille. Ah, questo è Antonino, un buon Antonino Pagan. Cristian Bella, ciao Mario, grazie mille. Junior Casey, mentre mi ammazzo però. Una cosa non si può fare con una cosa. Ah, mi si fa paura. Oh, no, ai. Ah, che ho fatto capire. Non so se ho fatto capire, sai? Questo è l'incidente qua. Oh, ma aspetta, se ci sciappiamo che lo casco la testa, ma sa, se ci allungavo testa, un macello se ci che finivo zoccato da dentro. Ok, thank you. Bye. Eh sì, la videocamera se ne ho a fare ancora, bye. Bella scemo, vai Vale. Ah, guarda, attento al cordo Vale. Vabbè. Ma a modo non so che cazzo ha fatto. Non so che cazzo di comando. Mi ha fatto una cosa strana, giocavamo. Aspetta, perché puoi spostare il viso con il corpo, in avanti e in arriere, nelle curve soprattutto.
Oh, cioè sì, una cosa strana, devo. Stavo vedendo in derapato, ok? Poi la moto ha dato tutto un colpo da boh, ma manco io lo sapevo come sta girando la moto. No, un momento strano la moto. Vai. A secondo come sposto il piso, certo, ti fa determinata cosa la moto. A secondo di come sposto il piso. Vedremo. Aspetta. Vabbè, capo di brutta. Vabbè. No. Ha preso sto covo, guarda. Ma vabbè. Dai, stacco qua. Il gioco è bello, ma numero uno ti devi esercitare un sacco, da insegnare i percorsi e poi forse puoi giocare. Ah. Perché web Windows. Stacco qua ragazzi, proprio così un pochettino inietto forse, ma va bene così, me ne vado da te, ci dicevano una volta. Quindi ragazzi, grazie per avermi seguito, grazie a tutti i follow, abbiamo l'obiettivo, mi sono l'obiettivo, solo caglio, mettiamo la riscena l'obiettivo. 322, siamo arrivati a 400 entro la fine di gennaio. Risultato difficile perché, oddio, impossibile no, ma difficile perché a fine di gennaio sono 15 giorni, mancano 80 cose. Vabbè, con una cinquina di follow giornalieri, in 15 giorni ci ha visto Renesci. Tanto ringrazio tutti chi di sta carrettata, Gabriele, Antonio Di Salvo, Nino Palangaro, Cristian Vella e quant'altro. Come ho scordato? Non mi ricordo poi. Io va bene. E ci andiamo a curcare i webinds. Mettiamo la music. La musica è giusta, relaxing. Per girare a curcare. Ancora un grazie. Thank you so much. E ne vedremo domani. See you tomorrow. Ci vediamo domani. Bye bye.